Quindi la difesa del tutto nuova, quella del Cagliari, del tutto inedita. Azigliasco, Vietesca e Obert sono i tre di difesa, con Di Pardo che viene schierato invece sull'esterno di destra e con Augello sull'esterno di sinistra, con due mediani curiosi, per così dire, Prati e Deiola. Non c'è né Macumbu né Sulemana, e quindi ecco che la coppia è quella di Prati e Deiola, e anche questa è quasi una novità assoluta, soprattutto perché da soli in questo centrocampo con i due esterni a sopportarli. Anche se poi dire che sono soli quando tu giochi con due trequartisti come Gaetano e Oristagno mi pare un insulto, perché Gaetano e Oristagno sono due giocatori in grado di poter dare una mano al centrocampo. Ed ecco la punta centrale, Shomurodov. Ranieri ormai l'ha capito, ha capito che Shomurodov e la Padula sono due alternative che possono giocare anche assieme, ma è preferibile farli giocare da soli per farli esprimere al meglio. Ed ecco che Shomurodov viene convocato ancora una volta come titolare almeno all'inizio della partita, con la Padula lì che scalpita in attesa di poter ritornare protagonista, e sappiamo che ci tiene tanto. Formazione quindi inedita, come abbiamo detto, come ha detto Vito, anche a causa delle tante assenze che ci sono soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Genoa invece come arriva a questa sfida e qual è la formazione? Devo aggiungerti peraltro, adesso che ho visto le immagini, che anche Janko si somma agli indisponibili, addirittura è in campo che sta seguendo il riscaldamento della squadra con le stampelle, e quindi non sarà neanche lui in panchina, era un'aggiunta. Il Genoa con Martinez tra i pali, la difesa a 3 composta da Vogliacco, De Winter e Vasquez. Sabelli è il corridore di destra, Martinez è quello di sinistra, mentre i mediani sono Frendrup e Badri, con Torsby che farà l'interno, e con la coppia d'attacco inedita Rettegui, o meglio inedita, solita Rettegui, Gudmundsson. Questi sono i due giocatori che giocheranno insieme in questo match, ma sono quelli che hanno giocato spesso insieme in questo campionato. Chiaramente dobbiamo fare in modo che questa partita possa essere il più giocata con attenzione possibile, perché è vero che mancano tanti giocatori, ma è altrettanto vero che non dobbiamo disperdere quel vantaggio che abbiamo accumulato con le partite a sorpresa, cioè tutte quelle partite che abbiamo visto in questo periodo sono state partite di una certa intensità e che noi abbiamo affrontato con la capacità di ottenere dei punti che altrimenti non sarebbero mai arrivati. Quindi da questo punto di vista è un Cagliari che deve assolutamente confermarsi e che deve cercare di non sperperare quello che è il bottino che ha messo insieme nelle partite precedenti. Quindi Cagliari che si presenta in modo appunto diverso dal solito. Mi ricordo un'altra volta in cui c'è stata, forse l'unica altra volta in cui c'è stata la coppia Prati-Deiola, ed era quando è stato fatto il cambio a San Siro per Jankto, dove poi il Cagliari contro i nerazzurri aveva iniziato a giocare decisamente meglio. Ricordo male? No, assolutamente sì. La coppia non è inedita del tutto, è inedito forse il fatto che giochino da soli insieme a centrocampo, senza Macumbu, senza Sulemana, senza un centrocampo a 3, quindi è inedita da questo punto di vista il doppio mediano e i due centrocampisti che faranno da mediana. Questa è una cosa secondo me quasi certa, che giocheranno insieme. Quindi comunque una squadra che riesce a estendersi, che almeno sulla carta dovrebbe riuscire a estendersi molto bene in fase offensiva, con l'aiuto e il ricamo anche che possono dare Gaetano Ristagno alla manovra, vista anche l'assenza di Luvumbo, e con un Shomurodov che invece può favorire soprattutto l'inserimento di questi due trequartisti che nell'altra volta in cui sono stati schierati titolari avevano fatto un'ottima partita. Sì, assolutamente sì. Nel frattempo sto cercando anche di risolvere dei problemi tecnici che non mi permettono in questo momento di essere collegato, però sì, hai detto bene Andrea, effettivamente si cerca attraverso loro anche di fare in modo che si possa risolvere anche quest'altro problema, cioè quello di dare un supporto non indifferente insomma a questo punto all'attacco attraverso due giocatori che sono giocatori di grande valore, perché effettivamente sono giocatori che ti possono dare la possibilità di avere a disposizione un quantitativo di soluzioni offensive niente male. Vedremo un po' come riusciranno a dare il loro contributo anche aiutando il centrocampo, perché poi essendoci meno centrocampisti devi far fronte comunque a quest'altra esigenza, che è un'esigenza che non puoi assolutamente trascurare. Un Cagliari che quindi arriva frastornato dai vari infortuni a questa sfida con il Genoa. Franci, nelle scorse settimane invece c'è stato grande entusiasmo, soprattutto nei social, sappiamo che tu lo segui particolarmente, l'umore dei nostri tifosi, e come pensi si stiano approcciando a questa partita anche viste le assenze? Se forse precedentemente con questi tre giocatori titolari, soprattutto in difesa, ci sarebbe stato subito uno scetticismo, le ultime settimane hanno fatto sì che anche nel cuore dei tifosi un po' più Ranieri venisse, a cui a Ranieri venisse data fiducia.
Sì, però diciamo che lo scetticismo ancora regna nei social quando vedono la formazione che non è quella della partita precedente, che ha dato qualche, diciamo, attimo di felicità, e quindi anche oggi i social sono un po' come posso dire agitati per questa formazione che è particolare o comunque atipica, inaspettata, nonostante appunto le mancanze di quest'oggi. Però è anche vero che il Genoa arriva è già da un po' che ha conquistato la sua zona salvezza e già da un po' di partite non sta facendo benissimo, quindi il Cagliari secondo me può benissimo giocarsela. Un Genoa che, come ha detto bene da Francesca, Vito, è un po' frastornato, un po' sottotono nelle ultime uscite, non bisogna comunque prenderlo sotto gamba. Chi è il giocatore che ti spaventa un po' di più e non puoi dire Gudmundsson? Dimmene un altro. Ma devo dire senza dubbio che Gudmundsson è quello che mi avrei detto per primo, però devo dire che anche Rettegui in una partita come questa e con la difesa del Tornuova è un giocatore che potrebbe trovare la possibilità di approfittare delle eventuali sbavature. È una difesa che non si conosce, lui è molto abile a sfruttare gli spazi, quindi potrebbe essere lui veramente il giocatore da temere in coppia con Gudmundsson, perché comunque i due dialogano molto bene, sono due giocatori rapidi, due giocatori tecnicamente molto forti e sul piano tecnico quindi bisogna stare molto attenti, e non sono quei calciatori che affronti con la forza fisica, ma devi affrontarli con la saggezza, con la furbizia, con la capacità di raddoppiare senza concedere sbavature, e vedremo se il Cagliari sarà capace di fare questo. Per assurdo, Vito, in questo gli interpreti che sono stati scelti in difesa a causa delle assenze sono un po' più diciamo adatti a quel tipo di gioco. Sì, a parte Dossena, cioè secondo me Mina è più adatto al tipo di gioco. Io sono quasi contento del fatto che Mina non giochi, e lo dico perché secondo me dopo la gomitata della settimana scorsa, secondo me oggi rischiava il rosso, perché ci sono tutti gli occhi addosso. Il fatto che non giochi lascia passare un po' di tempo rispetto alla partita con la Juventus in cui c'è stata quella gomitata di cui si è tantissimo parlato, quindi è meglio che non giochi, perché molte volte succede che quando l'argomento è caldo gli arbitri sono sempre pronti a fare giustizia, non so perché, ma avevo la paura che potesse essere espulso nella partita di oggi, e il fatto che non giochi mi tranquillizza parecchio. Meglio così, evitiamoci questo dubbio. Intanto ci scrivono i nostri tifosi al 340 5186 036, come sempre su WhatsApp, per comunicare con noi in diretta a suon di gol. Ci scrive il nostro Manuel a Cagliari, forza Cagliari. Luigi, ciao, oggi sapremo se abbiamo 23 titolari, forza Cagliari, e questo è un po' il tema della partita. Luigi è stato molto bravo a sintetizzarlo, Vitto. Assolutamente molto molto bravo, complimenti Luigi, perché effettivamente oggi è un banco di prova rispetto a chi gioca abitualmente. Vabbè, Azziliakos stava già iniziando a giocare, ma ci sono Vietesca, Obert, Di Pardo, Prati, Gaetano, o meglio più Oristagno che Gaetano, tutti i giocatori che stanno trovando poco spazio ultimamente, quindi tutti i giocatori che in questo momento devono dimostrare di essere all'altezza dei titolari, quindi il titolo l'ha trovato molto bene Luigi, complimenti. Sì, continuiamo con i nostri messaggi. Anche Dino Dallodi ci scrive: avendo la formazione danno Gaetano e Oristagno come trequartisti, secondo Vittorio giocheranno in questo modo. Sì, Vito, l'abbiamo detto prima. A me piacciono molto, devo essere sincero, mi piace molto l'attacco, è un peccato che abbiamo questa incognita della difesa, perché Gaetano e Oristagno insieme a Shomurodov, secondo me, per compensare l'assenza di Luvumbo sono l'alternativa migliore, quindi la sposo prima. Sono abitualmente, io dico le cose prima, non le dico dopo, perché la dietrologia non è la mia materia. Secondo me potrebbero fare veramente molto molto bene Gaetano, Oristagno e Shomurodov insieme. Sono un po' più preoccupato della difesa, perché non c'è intesa. La difesa è un reparto dove quando perdi l'uno contro uno devi essere capace di avere l'organizzazione dalla tua parte. Azziliakos, Vietesca e Obert insieme, questa organizzazione è un'incognita, non l'abbiamo mai vista da titolari, e speriamo che ce l'abbiano e che la possano mettere in campo contro due giocatori molto tecnici, come ho detto prima, Gudmundsson e Rettegui. E concludiamo per ora i messaggi arrivati con il nostro Forza Castello di Alessio. Noi ci stiamo preparando sempre di più al match che attende il Cagliari in questo Monday Night contro il Genoa. Le altre, Vito, non le dobbiamo guardare a noi stessi, perché poi con i punti conquistati soprattutto nelle ultime giornate siamo ancora più padroni del nostro destino, perché bastano effettivamente poche vittorie per riuscire a assicurarsi la salvezza, ma effettivamente anche gli altri stanno avendo qualche momento di debacle, qualcuno invece sta riuscendo ad avere un po' più di impeto quando le motivazioni poi vanno a essere così pesanti.
Ma questa è una di quelle partite su cui puntavi per fare i punti, e quindi dobbiamo fare i punti, punto. Scusate il bisticcio, volevo puntualizzare che bisogna fare i punti, punto. Effettivamente, anche qua abbiamo un altro riassunto fantastico. Oggi stiamo andando di citazioni per raccontare questa partita. Speriamo possano essere epiche al termine dei 90 minuti, perché questo è ciò che ci auguriamo per il nostro Cagliari, con un Genoa che, come abbiamo detto, non sta venendo da un filotto di partite molto positive. Pensate, nelle ultime 7 partite una sola vittoria e appena 6 punti fatti, con 3 pareggi e una vittoria, con sconfitte casalinghe con Lazio e Monza. Quindi importanti questi dati per analizzare anche un po' la formazione del Grifone, formazione che nel corso del campionato invece aveva avuto dei momenti veramente alti, con Gudmundsson che è stato uno dei mattatori assoluti della classifica, e oggi invece il Cagliari deve dimostrare che, al contrario degli uomini che hanno fatto da soli la stagione del Genoa, perché poi quei due in attacco sono stati veramente importanti, oggi bisogna andare a dimostrare che invece l'unione del gruppo può essere quella vincente. Ranieri nel corso delle settimane, e comunque in questa creazione di una squadra molto più sicura, ha giocato molto da politico, Vito, molto da leadership, andando a unire un po' tutti i reparti e tutte le varie correnti, così possiamo dire. Sì, diciamo che ha fatto questo, l'ha fatto molto bene, ma ha trovato praticamente la capacità di avere una sintonia tra tutti i giocatori quando ha fatto determinate scelte. È inutile nascondere, la scelta principale è stata quella di schierare Shomurodov là davanti, perché Shomurodov sta facendo effettivamente la differenza in questo periodo, e questa è stata certamente una delle scelte che ha pagato di più. L'altra, quella di accentrare Luvumbo, cioè ha fatto delle scelte sulla base di quelle che erano analisi critiche che dimostrano, e vorrei che fosse vista sempre così, che la critica non vuol dire distruggere le cose, vuol dire annotare eventuali pensieri, sottoporli all'attenzione generale e eventualmente valutarli se possono essere idonei o meno. E Ranieri è stato molto bravo, malgrado i suoi anni e malgrado la sua esperienza, e malgrado potesse tranquillamente dire ma cosa ne sapete voi, lo so io come mi devo comportare, di fare delle scelte andando a correggere le stesse sue scelte, quindi andando a essere il primo critico di se stesso, e questo è un grande pregio per il tecnico. E sì, anche uno dei vanti di cui ci belliamo nei confronti delle altre squadre, per avere questo allenatore in panchina. Noi ci fermiamo un attimo per dar spazio alla pubblicità e poi torniamo per introdurre questo Genoa-Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brutto metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis. Cantina Santati, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Santati,
Training sponsor Cagliari Calcio. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente a Suon di Gol su Radio Super Sound, pronti a introdurre questa partita tra Genoa e Cagliari nel match del lunedì che chiuderà la 34esima giornata del campionato di Serie A. Andremo a snocciolare tutti gli argomenti riguardanti questo match tra pochissimo, perché davvero l'attesa sta per terminare. Stiamo per immergerci e vedere i nostri eroi andare a combattere nello stadio Marassi. Come abbiamo detto in apertura, ha vinto uno stadio storicamente difficile, non si vince da tanti anni, ma oggi dobbiamo spezzare questo incantesimo. Sì, dobbiamo spezzarlo, anche se devo dire sono sempre state partite molto vive quelle a Genova, qualcuna anche noiosa, qualche 0-0, qualcuno 1-0 di qualche anno fa, pagato anche caro per il non giocare, per aspettarsi il pareggio e poi essere puniti. È uno stadio dove tendenzialmente, per quello che è l'ambiente, devi giocare al calcio, e quindi io spero che veramente i giocatori si facciano prendere dall'emozione di giocare in uno stadio come questo, che è uno stadio per il calcio, è uno stadio bello per il calcio, perché vedi la partita benissimo anche dagli spalti, senti il pubblico altrettanto caloroso, e insomma ci sono tutte le condizioni perché un calciatore si ritrovi nell'ambiente giusto per poter vivere con passione il suo mestiere. A proposito di ciò, Vito, un ultimo commento: ti aspetti un Cagliari subito aggressivo come abbiamo visto in precedenza, o lo vedi un po' più calcolatore viste anche le nuove? Ma no, oggi mi aspetto una partita un po' più pacata, almeno inizialmente, due squadre che ragionano un pochino, che magari tentano di far passare, anche perché comunque sia secondo me ti prenderà l'idea che il Genoa non abbia grandi stimoli, e quindi ho il sospetto che il pareggio possa essere il primo pensiero dei giocatori e delle due squadre, perché comunque sia non farsi male in un momento come questo, e questa è un po' l'idea. Il Genoa non vuole rovinare la sua salvezza, il Cagliari non vuole rovinare il suo inseguimento alla salvezza, le due cose possono andare di pari passo, e secondo me sarà una partita in cui col passare dei minuti sempre più prenderà corpo anche l'idea di non farsi male, se non succederà niente prima. Vedremo se sarà così o se sarà un match animato sin da subito. Salutiamo Vittorio Ossana, ci sentiamo tra pochissimo, Vito. A più tardi. E quindi torneremo da Vittorio per immergerci, come hai detto precedentemente, nel match non appena avremo il nostro minutaggio, ma la partita sta per iniziare. Franci, c'è un po' di ansietà, io ce l'ho un po' di ansietà, poi le partite lunedì mi danno sempre un po' più di responsabilità perché gli altri hanno già giocato. Ma ti dico la verità, anch'io un po' di ansia oggi ce l'ho, soprattutto perché siamo nel finale, quindi come facciamo a non avere ansia? È normale. Ora tutte le partite valgono doppio, triplo, perché poi le occasioni di rimediare saranno sempre meno, ma intanto continuano ad arrivare messaggi di supporto al nostro WhatsApp al 340 5186 036. Ci scrive Mauro da Quarto: ciao amici, un saluto a tutti voi, coraggio e determinazione, forza Cagliari, queste sono le virtù che la squadra di Ranieri dovrà mettere da subito in gioco in questo match così complicato, visto anche la bravura poi del Genoa a esprimere il gioco del calcio anche a livello proprio di qualità del palleggio, con Gilardino che quest'anno è stato riconosciuto tra uno degli allenatori nuovi, comunque i debuttanti o giù di lì, che si sta esprimendo nel modo migliore. Quindi davvero un Genoa temibile, ma che non deve essere affrontato con la voglia di portare a casa il pareggio, ma con la voglia di trovare 3 punti che vorrebbero dire balzo in avanti quasi decisivo nello scontro salvezza, anche perché, come ha detto bene da Vittorio in precedenza, questa, prima di questo filotto di risultati utili poi consecutivi, era la partita che dovevi andare a vincere. Quindi speriamo sia rimasto comunque quello spirito e non ci siamo affievoliti un pochino, Franci. Sì, come ti dicevo prima, Andre, lo scetticismo regna anche nella nostra diretta YouTube, perché i nostri tifosi, chi ci segue, scrive come Luigi Coletti: certo, la formazione iniziale non è delle migliori, ma figlia delle defezioni. Vediamo come si potrà cambiare, se si potrà cambiare questa partita e comunque terminare nel migliore dei finali. Sì, un po' di necessità virtù
tu, Frangi, alla fine questa formazione, se così vogliamo dirlo. Esatto, un po' rischiosa, ma comunque non sappiamo cosa ci porterà, no? Assolutamente. Vedremo un po' quindi come continuerà e se questi nuovi, soprattutto che si trovano a dover duettare in difesa, riusciranno a esprimersi a dovere, ma vedremo nel corso della partita. Intanto ci scrive Andrea da Padova: ciao ragazzi e forza Castello sempre, 3 punti sarebbe l'ottimale, anche un punto non è da buttare, ma non ho buone sensazioni per stasera, mi auguro di cuore di sbagliarmi, sì, perché ci sta anche avere quella pressione quando si va a giocare anche da tifoso una partita così importante e fondamentale per il continuo della stagione, vista anche le ultime uscite della squadra di Ranieri, che deve continuare su quella giusta linea di flow, se così vogliamo definirla, che fino a questo momento gli ha portato dei punti importanti nel confronto per rimanere in Serie A. Noi siamo arrivati al momento in cui ci immergiamo all'interno del match, andiamo a farlo come sempre con la voce di Vittorio Sanna. 2 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, punteggio di 0-0, con la palla tra le mani di Scuffetti che si prepara al rilancio, batte il pallone in questo momento, palla al di là della linea centrale del campo, dove vanno a saltare in 2, uno è del Genoa e riesce a colpire ribattendo su Sciomuro, dove il pallone è recuperato ancora dal Cagliari, il lancio di Di Pardo in avanti, la ricerca di Sciomuro, dove la palla ribattuta, interviene ancora Di Pardo, il pallone ancora una volta, si trattava di Prati, ribattuto, e Genoa che tenta di ripartire, c'è lo stop però di Obert che rilancia sulle lungolinee, il tocco fine di Sciomuro dove che non arriva a destinazione, la palla ritorna ancora all'indietro, va a recuperarla in qualche modo Vietesca, e poi dopo Vietesca il pallone all'indietro da parte di Di Pardo per Scuffetti che con i piedi deve gestire il pallone, calcia in questo momento cercando ancora il lancio lungo, sfila la palla dalle parti di Augello, recupera Sciomuro dove tenta di farsi largo, chiusura su di lui con palla in fallo laterale, la rimessa in gioco sarà per il Cagliari, il settore di sinistra all'altezza da 3 quarti, è pronto per effettuarla in questo caso Augello, ha raccolto già il pallone, guarda i compagni, non trova ancora soluzioni, si muovono in pochi, a dire il vero, si muove a Sciomuro dove di testa tocca il pallone ma viene ribattuto, recuperato ancora dal Cagliari con Augello che tenta di entrare, il tocco è ancora all'interno per questo movimento da parte di Gaetano che va giù, non c'è fallo, da terra riesce però a giocare ancora il pallone, lo fa verso destra dove c'è ancora il cross di Arsidiakos all'interno dell'area, il pallone che viene toccato, si impenna ancora il controllo di Augello, ma c'è anche la bandierina che si alza, l'intervento dell'arbitro, il calcio di punizione. Gaetano che aveva toccato il pallone da terra con l'arbitro che non gli aveva fischiato il calcio di punizione, mentre adesso c'è stato un colpo subito da Torsby, mentre sul precedente cross il fuorigioco era proprio di Gaetano che era andato a ricercare il pallone, che poi col braccio ha toccato, col gomito ha toccato il volto di Torsby, cercava di farsi largo per proteggere il pallone, cosa non riuscita. È Genoa quindi che imposta col pallone che viene giocato centralmente, è il giocatore numero 47 a tenerlo, e si tratta di Badley che si allinea quasi con la linea di difesa appunto in fase di impostazione, pallone ancora all'indietro col Genoa che non trova spazi, quindi riparte ancora da Badley, ripeto molto all'indietro, pallone dato centralmente con la possibilità di impostare stavolta da parte di Frendrup per Badley, a sinistra il passaggio per avanzare ancora di Vasquez che va al cross, il pallone ribattuto, recuperato all'esterno dell'area ancora dal Genoa, attenzione, pallone sulla destra, forse fuori gioco, il cross all'interno, doppio passaggio, il pallone all'interno con Scuffetti che cattura, e con l'assistente che con qualche secondo di ritardo sbandiera il fuorigioco che già avevo segnalato, la posizione sulla destra irregolare, quindi stop e pallone che era stato crossato ma che era tutto vano perché la operazione era partita con l'offside da parte della squadra genoana. Ci sarà il calcio di punizione in favore del Cagliari, 5 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio come le occasioni avute dall'una e dall'altra squadra, e linea che torna allo studio. È una partita quindi che inizia con un po' compassata, con calma, con le due squadre che si stanno iniziando a studiare, che devono trovare anche la quadra per capire come offendere al meglio la formazione padrona di casa, in questo caso per quanto riguarda il Genoa, e vedremo come si evolverà anche le trame nel corso della partita. Tra l'altro Ranieri che ha trovato un altro sostituto rispetto ai titolari per quanto riguarda la fascia destra, ovvero Di Pardo, che è stato scelto al posto di Zappa, che nel corso dell'anno invece ha trovato molto più spazio, e quindi anche questa è una scelta che potrebbe essere specifica per la
la situazione in cui si trova a giocare il Cagliari oggi in questa sfida del lunedì. Andiamo a vedere un po' quali sono i precedenti tra le due compagini. 75 gli incontri disputati, in cui sono arrivate 28 vittorie del Cagliari, 20 pareggi e 27 sconfitte, quindi siamo leggermente avanti nel confuto totale contro una squadra storica con cui abbiamo tra le maggiori numero di partite giocate. In trasferta il bilancio peggiora notevolmente con 36 incontri in cui sono arrivate appena 6 vittorie rossoblu, 11 pareggi e 19 sconfitte. L'ultima vittoria a Marassi risale al 19 aprile del 2014 con i gol di Saue e Barbo che risposero all'iniziale vantaggio di De Maio. Da allora 8 scontri in Liguria senza vittoria con appena 2 punti guadagnati, non il massimo. Abbiamo letto le statistiche brutte perché poi dobbiamo andare a batterle, Franci. Dobbiamo crearne noi quelle belle, no? Esattamente. Oggi è la partita che speriamo che farà uscire qualche buona statistica. Comunque sì, un inizio partita come ci aspettavamo, e devo dire anche che lo stadio del Genoa è abbastanza caldo, cioè è famoso per essere uno stadio anche molto caloroso, quindi non sarà sicuramente facile per i nostri ragazzi, però vediamo un po'. È una passione che tra l'altro è davvero sempre viva in qualsiasi categoria, con dei tifosi che sono veramente molto affezionati alla squadra e la seguono ovunque in tutte le sue partite. Tra l'altro tifosi che nel corso della settimana tramite dei post su Facebook si sono anche lamentati del fatto che questa squadra stesse giocando per l'ennesima partita non nel weekend, perché comunque dobbiamo contare che tanti sono gli abbonati che lavorano nel corso della settimana, quasi tutti pensiamo, di conseguenza fare le partite alle 20:45 di lunedì o quando capita anche alle 18:30 o così anche di venerdì non è proprio il massimo per chi poi deve seguire la propria squadra del cuore. Stesso discorso è stato fatto anche per i tifosi del Cagliari che si dovevano organizzare la trasferta a Genova e che hanno saputo del match il lunedì con annesse ferie da chiedere e tutto solamente una settimana prima. Quindi queste sono situazioni che la Lega Serie A dovrebbe gestire in maniera un po' migliore anche a livello di ragionamento per quanto riguarda logistica e altro. Quindi questo è quanto un po' si è parlato nel corso della settimana, almeno per la scelta di mettere questo match al lunedì, ma match che andrà in onda in contemporanea con un'altra partita che si gioca all'interno del panorama europeo. Stiamo parlando della Liga Spagnola, del match tra Barcellona e Valencia. Se l'avesse detto 15 anni fa sarebbe stato un grandissimo big match. Negli ultimi anni il Valencia invece sta ottenendo meno risultati, meno successi rispetto al passato, mentre il Barcellona continua ad andare bene. Valencia che si trova ai piedi dell'Europa, deve lottarsi un posto tra le squadre che quindi andranno a giocarsi le competizioni internazionali, mentre il Barcellona si trova al terzo posto a una lunghezza dal girone secondo e quindi vorrà mantenere il suo piazzamento dietro a un Real Madrid che ormai è andato con ben 13 lunghezze di vantaggio sulla seconda. Partita del Cagliari invece che si anima un po' di più, si stanno creando degli spazi, ci sono maggiori geometrie, Franci, c'è un po' più la voglia di trovare l'attacco. Abbiamo visto anche già 3 posizioni regolari, quindi si pensa molto a scavalcare i reparti. Sì, un Cagliari che si sta trovando sempre di più da inizio partita, ha fatto già parecchio miglioramento, devo dire. Qua su YouTube commentano il fatto che ancora oggi la Padula, nonostante l'assenza di Luvumbo, non ha giocato, non è stato scelto da Ranieri. Non sono molto felici qua. Effettivamente, però, come anche detto in precedenza da Vittorio durante l'introduzione, nelle ultime settimane si è visto che si è creato un po' questo dualismo tra Shomurodov e la Padula, che abbiamo visto giocare meglio entrambi quando hanno giocato da soli e non in coppia tra loro, e effettivamente con 2 giocatori di inserimento che possono tagliare velocemente il campo e andare a inserirsi tra le maglie della difesa del Genoa, come sono Oristanio e Gaetano. Inserire un giocatore come Shomurodov che consente questo lavoro soprattutto a livello di sponde e di inserimenti degli attaccanti può essere davvero fondamentale. Vedremo se sarà così, ma sicuramente la Padula nel corso della partita sarà uno dei nomi più papabili per entrare in campo, soprattutto nel finale, dove poi la sua scaltrezza, la sua abilità in attacco, la sua capacità di trovare sempre la posizione giusta quando c'è da concludere potrà essere ancora più determinante con le squadre stanche e poi con un dente avvelenato che è sempre vivo, perché ricordiamo che poi oltretutto, Franci, la Padula è anche ex della partita. Magari oggi prenderà il posto di Viola, no? Eh sì, oggi speriamo al posto dell'assistman fa lui il gol. Esatto. Cambiamo idea, oppure può anche continuare a fare l'assistman, l'importante è che segni il Cagliari. Esatto. Questa è la cosa
fondamentale a cui dobbiamo sempre rifarci, e speriamo possa essere così anche in questo match day valido per la 34esima giornata, quindi sempre meno le partite, i punti disponibili da qui al termine del campionato, inclusa questa partita. In tutto sono 15 punti disponibili per il Cagliari, e per le altre squadre appunto invece che hanno giocato sono appunto 12. Andiamo a vedere un po' di risultati che sono occorsi durante gli ultimi giorni per questo campionato. Importantissima per quanto riguarda la classifica del Cagliari la vittoria del Frosinone contro la Salernitana, perché comunque consente ai ciociari di ottenere 3 punti importanti che proiettano la squadra di Di Francesco a 31 punti, mentre la Salernitana, condannata ufficialmente alla Serie B con anche la matematica, una partita che sembrava potesse essere più combattuta, perché se poi si va a vedere sono stati ben 3 i gol annullati alla Salernitana nel corso del match, ma un Frosinone che alla fine ha prevalso in modo netto con il rigore al 10° di Sule, l'inserimento vincente di Brescianini al 25esimo, e infine la rete che ha chiuso la partita, che è stata l'esterno difensivo Zortea, nome che tra l'altro era circolato anche un po' negli ambienti Cagliari, quindi è un profilo veramente interessante, ex Sassuolo. È un Cagliari che in questi minuti iniziali, come abbiamo detto, studia un po' il match, cerca di trovare anche le geometrie larghe, perché abbiamo visto in più di un'occasione soprattutto Oristano e Gaetano cercarsi in questa maniera. Si sta cercando di fare quel fraseggio vincente che poi possa portare all'azione offensiva. Franci, secondo me se la stanno studiando bene, con i giusti tempi. Parlavamo della Salernitana, hai visto Salernitana, prima retrocessa di questa stagione. Cosa ne pensi tu, che l'hai vissuta soprattutto dal punto di vista fantacalcistico, perché mettevi i giocatori che erano contro la Salernitana? Infatti, soprattutto da quel punto di vista, perché non tifosa della squadra, ma al fantacalcio tutto è possibile. Che dire, io è causa del mio ultimo posto. Sì, sicuramente. Ma perché gli hai dato fiducia? Gli ho dato tanta fiducia e a quanto pare dare troppa fiducia, poi guarda che succede. È proprio così, alla fine poi spesso non si riesce a essere ripagati da tutto l'affetto che si dà nei confronti di una squadra. Salernitana che invece di affetto col Cagliari ne ha poco, viste anche gli scontri negli ultimi anni, visto anche l'ultima retrocessione del Cagliari ai danni proprio della Salernitana, nonostante quel punteggio di 4-0 arrivato all'Arecchi contro l'Udinese, e conseguentemente Salernitana che dovrà rimpegnarsi per riuscire a risalire dopo essere scesa, e con una società che tra l'altro in questa stagione soprattutto ha puntato molto sulle figurine piuttosto che sul creare profili interessanti, e conseguentemente a ciò sarà una squadra totalmente da rifare. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, ma non andate via, perché come torniamo andremo a vivere le emozioni dirette con la cronaca di Vittorio Sanna di Genoa Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda.
Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage! Tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Per avere più fresco in casa tua, scegli un climatizzatore ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Per avere più acqua calda in casa tua, scegli uno scaldacqua ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Scopri di più su energit.it. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e terre brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole su Radio Super Sound per A Suon di Gol, ma da Marassi non arrivano buone notizie. Passiamo la linea al nostro Vittorio Sanna. Eh sì, il Genoa è passato in vantaggio con un gol di testa di Torsby, cross da destra e stacco che ha battuto Arcidiakos, ha schiacciato verso la mezza altezza nell'angolo alla sinistra del portiere, nulla da fare per scuffette, quindi Genoa in vantaggio, praticamente la prima azione costruita, anche il gol ottenuto. Ora il rilancio lungo con Arcidiakos, ancora una volta si fa spostare dall'avversario, non ha iniziato alla grande Arcidiakos che ha sbagliato un paio di palloni, anche uno mandato in calcio d'angolo per un controllo goffo che lo ha visto protagonista nelle azioni precedenti. Ora avanza Vittiesca, il pallone verso sinistra, il cross all'interno a cercare Euristanio, la palla sfila dall'altra parte, arriva a sostegno di Pardo che può proporre il cross, palla all'interno, il tocco tentato da Euristanio, la palla che viene ribattuta dalla retroguardia del Genoa, si riprenderà con un calcio d'angolo verosimilmente, almeno così mi è parso, vediamo se sarà in questo modo, se è vero che il gioco riprenderà con una battuta per il Cagliari. È stato molto bravo Di Pardo a recuperare il suo cross sotto porta con il pallone ribattuto, mi è parso da un difensore l'ultimo tocco, vediamo, no, forse di Euristanio, vedremo tra poco a chi viene attribuito il pallone, infatti è attribuito al Genoa, è Euristanio che ha toccato per ultimo, nulla di fatto quindi per il Cagliari che deve recuperare il risultato e lo deve fare subito dopo aver visto la fragilità della sua difesa, cross che non sembrava assolutamente impossibile, ma Torsby è andato a battere di testa e quando ti manca Mina e Dossena all'interno dell'area, due giocatori che di testa sono molto forti, ecco che paghi questa cosa. Nel frattempo attenzione, si siede sul terreno Euristanio, probabilmente per lui problemi per Euristanio, problemi muscolari, vediamo un po', parla con il massaggiatore e stiamo perdendo anche Euristanio, sì. Stiamo perdendo anche Euristanio e questa la dice lunga su questa serata di Marassi, con l'ennesimo giocatore che va fuori dopo il vantaggio del Genoa. Di Euristanio ne avevamo assolutamente necessità per tentare di ricostruire qualcosa e invece si ferma in mezzo al campo e a questo punto bisogna capire anche quali saranno le scelte di Ranieri, che deve rinunciare a un trequartista e vedremo se schiererà adesso la Padula oppure se insisterà ancora con l'impiego di un altro giocatore che possa essere giocatore in movimento, anche se poi nello scorrere dei nomi non saprei chi, visto che anche Janko in questo momento è out. Si è alzato dalla panchina, vediamo un po', si tratta del numero 19, no, è Euristanio stesso che sta tentando di ritornare in campo, quindi vedremo un po' se riuscirà a stare nel match. 21esimo minuto nel frattempo, con il Genoa che imposta, Cagliari momentaneamente in 10 uomini, il pallone toccato all'indietro per Gudmundsson che parte da molto lontano, il passaggio verso destra dove avanza portando palla, in questo caso De Winter, lo scambio col pallone che ritorna ancora al difensore centrale che poi dà ancora in verticale per l'autore del gol Torsby, tenuto per un braccio
calcio, l'arbitro non interviene, il Genoa è sempre in possesso di palla, retropassaggio per Badley da questi verso destra, dove è costretto a ripiegare per rientrare Vogliacco, pallone ancora giocato sulla destra, Torsby litiga col pallone, glielo porta via Augello e poi rimpallo che favorisce il Cagliari. È la Padula che sta scaldando, quindi sarà lui verosimilmente a prendere il posto di Oristano, che nel frattempo spende tutto, va a ricevere questo pallone sulla rimessa con le mani di testa. Martinez in fallo laterale, di testa all'esterno dell'area, ha rischiato non poco Martinez per andare a prendere il pallone sul quale si era portato Listagno, che nel frattempo tenta di fare dello stretching per capire se può rimanere in campo. Vediamo la rimessa laterale nel frattempo del Cagliari in zona d'attacco con Augello pronto a effettuarla, si muove Sciomula, dove si muove Oristagno, la palla è ribattuta, ritorna da Augello, finisce in fallo laterale, altra rimessa per il Cagliari, sempre Augello, spalle, gli dà le spalle in questo momento Sciomula, dove la palla è per Deiola, il colpo di testa in ribattuta, Genoa che recupera e che si appresta a rilanciare, Torsby lo cede all'indietro, pallone avanti e quindi Genoa che riparte. 21:45, punteggio sempre di 1-0 per il Genoa, ricordo il gol di Torsby pochi minuti fa, linea che va allo studio. Eh sì, quindi un Cagliari che non ha iniziato bene questo match con il Genoa, con il Grifone che si è portato in vantaggio effettivamente la prima vera grande occasione avuta, con un pallone, come ha detto bene da Vittorio, che sembrava abbastanza innocuo al centro dell'area, ma in cui Torsby è riuscito a staccare in modo possente e poderoso su Acidiacos, mettendolo alla sinistra di Scuffet, senza che il portiere del Cagliari potesse far niente per evitare il destino. E quindi Genoa in vantaggio, ma a preoccupare soprattutto è la condizione di Oristagno, che a questo punto, visto che l'abbiamo osservato fare stretching nel corso degli ultimi minuti, potrebbe essersi ripreso da quell'apparente fastidio, e speriamo possa rimanere in campo, perché è davvero il giocatore, insieme a Gaetano, che stava anche giocando meglio fino a qua. Abbiamo visto 2 buoni cross da parte del numero 19, Francesca. Sì, ma infatti Oristagno purtroppo ha avuto quell'infortunio che l'ha fatto stare fermo parecchio tempo, poi in seguito una tonsillite, ma ricordiamoci che nelle prime partite di campionato Oristagno ha fatto delle giocate molto importanti ed è stato molto utile per la squadra, quindi oggi non può permettersi di uscire dal campo. Dai, dobbiamo farci forza e sperare riesca a giocare, che non sia davvero qualcosa di grave quello che sta patendo il centrocampista, trequartista della squadra allenata da Claudio Ranieri. Continua a camminare in campo, probabilmente è un fastidio che ha avuto, si è procurato anche in modo solitario, perché abbiamo visto l'immagine in cui ha rallentato e non c'era effettivamente nessun avversario, quindi questo preoccupa ancora di più, perché solitamente quando si fanno male da soli i giocatori è sempre peggio di quando poi qualcun altro a commettere il fallo. Vedremo e speriamo che possa invece riprendersi il giocatore in prestito dall'Inter, Gaetano Oristagno, perché servirà assolutamente il suo apporto nel tempo che rimane per riacciuffare una partita che momentaneamente vede il Genoa in vantaggio per 1-0 con il gol, come abbiamo detto, di Torsby al qualche minuto or sono. Intanto qualche giro di lancetta fa è stato fischiato un fallo per gioco pericoloso di Prati, se non sbaglio, al limite dell'area. Davvero un'azione che poteva essere evitata, anche perché non c'è stato il contatto fortunatamente con il piede dell'avversario, anche perché lì sarebbe stato cartellino e non si sa neanche di quale colore, ma effettivamente era abbastanza scomposta l'entrata del centrocampista del Cagliari, Franci. Sì, concordo che si poteva benissimo evitare. Comunque sì, un Genoa più attivo nella prima parte del campionato, della partita, però è anche vero che non possiamo parlare ancora, c'è ancora tanto tempo. Uno non ci fa paura, Andre, giusto? Assolutamente sì, aiuto, non dire così che è peggio. Assolutamente sì, il Cagliari deve ritrovare quello spirito, quella forza che nel corso del campionato l'ha anche determinato, perché poi una delle squadre che ha recuperato più punti da posizione di svantaggio, è stato riportato in lungo e largo questo dato, ma effettivamente i tifosi della squadra rossoblu preferirebbero di gran lunga non doverci andare a prendere anche oggi una rimonta
che sia troppo difficile, anzi prima si rimette in piedi la partita e meglio è per le speranze di portare via dei punti da Marassi, anche se i giocatori del Genoa iniziano a perdere tempo già dalle prime battute. Qualche minuto fa abbiamo visto Martin buttare via la palla sulla rimessa laterale per far risistemare effettivamente i suoi compagni di squadra in campo. Questo è un po' anche il tema della gara. Comunque Genoa che sicuramente rispetta anche il Cagliari viste le ultime uscite degli uomini di Ranieri, e anche per questo sta adottando il massimo della concentrazione in questo avvio e sta riuscendo anche ad avere un maggior possesso palle, delle azioni più manovrate tenendo il pallino del gioco. Ma questa è una trama che ormai siamo abituati a conoscere, Franci, per quanto riguarda il Cagliari. Ma direi proprio di sì, no? È una roba che si ripete, però è anche vero che il Cagliari deve semplicemente cercare di gestire la cosa, perché ce l'aspettavamo che con l'assenza di Mina e Dossena ci sarebbe stato qualche problemino, no? Però semplicemente questione di tempo e di capire un po' il gioco di tutti. Speriamo sia così, perché l'intesa di cui parlava visto a livello difensivo è effettivamente una delle cose che serve di più al Cagliari mantenere per quanto riguarda match così importanti in questa parte del campionato, e effettivamente bisogna che ci si trovi nuovamente, perché il Genoa ha trovato il raddoppio qualche minuto or sono, 2-0 della squadra di casa, che quindi raddoppia il proprio vantaggio con la rete di Frendrup, che quindi trova all'angolo lontano battendo un incolpevole Scuffè, ma proprio in modo profetico l'avevamo detto che mancava la sinergia nella difesa. Un gol imbarazzante da prendere, perché Di Pardo lascia lì il pallone per Arcidiakos, anche lasciando completamente il possesso a Vasquez, quindi questo è un errore imbarazzante per quanto riguarda una partita così fondamentale per la Serie A. Tra l'altro Vasquez che poi indisturbato entra in area, passaggio corto per trovare Frendrup che apre il piattone destro, trova sul secondo palo la via della rete e trova anche il meritato vantaggio del Genoa, perché davvero queste azioni a livello difensivo non si possono vedere quando ci si gioca così tanto, quando la posta in palio è così ampia. Davvero un Cagliari che deve cambiare faccia nel corso della partita e che fino a questo momento nello smarrimento per quanto riguarda la fase difensiva ha dato la caratterizzazione un po' a tutto il match. Qua in particolare Di Pardo e Arcidiakos non si sono trovati nell'andare a fermare questo pallone che sembrava veramente recuperabile. Franci, delusi? Scioccante da rivedere sicuramente l'assetto difensivo del Cagliari. Mi è bastato vedere un attimo la faccia di Ranieri, che sicuramente pensava: chi devo cambiare? Forse cambierebbe tutti in questo momento, perché in campo sembra esserci solo il Genoa. Andrea ci scrive brutta botta, Andrea Padova, siamo d'accordo con lui, anche perché è un 1-2 importante con il Cagliari che non ha avuto grandi occasioni per rimettere in piedi la gara tra il primo e il secondo gol del Genoa. È un Genoa che effettivamente oltre a quella punizione che poi si è trasformata in un nulla di fatto, ha realizzato nelle due occasioni più importanti che ha avuto, anche con un ottimo livello di cinismo, perché bisogna anche riconoscere questo, e soprattutto riuscendo a far segnare due centrocampisti che dovevano fare teoricamente i mediani, che invece avvolgendo, accompagnando la manovra di tutta la squadra sono riusciti poi a trovarsi nella condizione giusta per trovare la via del gol. E quindi Cagliari che deve assolutamente riprendersi dopo questa seconda botta data da Frendrup, appunto, gol di Torsby e Frendrup. Non penso che nessuno l'abbia giocato nel mondo. Chi non ci faceva paura alla fine ha trovato la rete, sì. Effettivamente sì, tra l'altro due giocatori che, è vero, Torsby ha un'ottima dote di inserimento a livello, e anche un ottimo gioco aereo, l'ha fatto vedere anche nei suoi precedenti anni alla Sampdoria. Frendrup invece è un giocatore che nel corso dell'anno in poche occasioni era riuscito a trovare la via del gol. Oggi è stata una di quelle, se non sbaglio la sua seconda rete in campionato in tutta la stagione per quanto riguarda il centrocampista rosso-blu del Grifone. Cagliari che quindi continua a non trovare la quadra e deve assolutamente invertire la marcia nei minuti che mancano se vuole rimettere in piedi la partita. Un gol entro la fine del primo tempo sarebbe già una grandissima cosa per quanto riguarda la squadra di Ranieri, e dobbiamo dire che comunque Ristagno alla fine è rimasto in campo nonostante quell'acciacco, fortunatamente, almeno lui, Francesca, anche se poi non si è visto. Sì, ma sinceramente non
non lo vedo al 100%, non so se stia rimasto per forza o comunque sta nascondendo il dolore, però comunque sta mascherando bene, dai, diciamo così. Deve anche a livello mentale, secondo me è una partita per lui fondamentale, perché sta rigiocando le sue chance di essere utilizzato in maniera maggiore, e quindi anche lui ci tiene a non uscire dal campo prematuramente per un acciacco. Se riesce effettivamente a giocare, a dare un buon contributo alla formazione, all'idea di gioco di Ranieri, oggi può essere davvero utile alla causa. Speriamo sia così, con un Cagliari che deve cambiare soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, deve avere maggiore sicurezza quando si tratta di spazzare via il pallone dalla difesa, perché a questo punto, vista l'inesperienza a giocare insieme dei giocatori, oggi è gara da non andarsi a fare i ghirigiri e le uscite palla al piede, perché sarebbe controproducente, saresti andando effettivamente contro le premesse che purtroppo l'infermeria ti ha costretto ad avere. Intanto vediamo qualche statistica per quanto riguarda i due allenatori. Claudio Ranieri è allenato contro il Genoa 23 occasioni, in cui sono arrivate 13 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Invece Gilardino ha sfidato il Cagliari in 2 occasioni, in cui ha trovato un pareggio e una sconfitta. I due tecnici sono affrontati solamente in questi 2 incontri in cui Gilardino ha trovato il Cagliari, quindi lo score è lo stesso, con un pareggio e una sconfitta per Gilardino, e quindi una vittoria per Ranieri. Questo è un po' il quadro dei due tecnici che oggi si stanno sfidando in questa gara di Marassi, con il Genoa che fino a questo momento sta portando a casa un vantaggio meritato per 2-0, con la formazione di Gilardino che è riuscita, come abbiamo detto, a passare in vantaggio con le reti di Torsby, che ha saltato molto bene sul diretto marcatore Acidiakos, ispirato da un bel cross dalla sinistra, e invece la seconda rete è nata da un'incertezza tra Di Pardo e Acidiakos, con la palla che è rimasta lì per Vasquez, che con la più facile delle incursioni ha dovuto solo mettere il pallone col mancino al centro piano piano per l'arrivo di Frendrup, che poi non ha sbagliato, battendo Scuffè per la rete del 2-0. Cagliari che quindi deve cambiare completamente marcia, e speriamo lo possa fare nei minuti che seguono già in questo primo tempo. Andiamo a farcelo raccontare tramite la cronaca di Vittorio Sanna. Attenzione, Genoa in attacco che sfiora il gol, ancora con Retegui sul cross da destra con estrema facilità, è andato incontro al pallone, e la marcatura veramente elastica, chiamiamola così, con Vietesca che si lascia superare davanti a Retegui, che era stato lasciato da Acidiakos. Insomma, il Cagliari è un presepe vivente in fase di difesa, e quindi il Genoa di questo ne approfitta, perché trova con facilità la possibilità di andare al tiro. Speriamo che si svegli un po' l'attacco, perché il Cagliari non sta proponendo niente in fase offensiva, e questo permette al Genoa di stare eccessivamente tranquillo. Pallone lungo, il colpo di testa in ribattuta, c'è ancora l'intervento da parte della squadra cagliaritana con Prati che recupera, dà il pallone a destra per l'impostazione da parte di Acidiakos, scarica il pallone su Di Pardo, si accentra Di Pardo, tiene il pallone Gaetano gira intorno a se stesso, non si è visto finora Gaetano, un po' spaesato, non sa da che parte stare. Ora ad esempio in una zona interna a destra, pallone ancora per Acidiakos, da questi a Auristanio che tenta di partire, supera un avversario, un secondo, tiene ancora il pallone, cerca il dribbling, si intestardisce, riesce ancora a tenere la palla ma non molla il pallone, viene attaccato, c'è l'intervento irregolare e quindi il calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana, con Di Pardo che va da Olistanio a farlo rialzare dopo la spinta subita ad opera del giocatore numero 22 Vasquez, sempre dolorante Olistanio. Non mi sembra in grado di continuare, sta rimanendo in campo, ma mi pare non ci sia nelle condizioni fisiche. Calcio di punizione affidato a Gaetano, la barriera stavolta la piazza Martinez con molta cura, tutto pronto per la battuta all'interno dell'area, eccolo pronto Gaetano a spedire verso l'interno dell'area. Speriamo che il Cagliari possa fare quanto il Genoa, cioè la prima occasione andare a segno, parte il cross all'interno dell'area con i pugni Martinez, la palla verso Listanio che tenta di calciare, lo fa malamente, diventa un assist, Sciomuro dove verso sinistra, pallone ancora recuperato da Augello che può proporre il cross, palla all'interno, il colpo di testa tentato dentro
l'area col pallone che finisce fuori, è andato all'impatto, in questo caso Vietesca, ma senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta, triplice spinta, 3 giocatori sono spinti tra di loro e pallone che è finito al di sopra della traversa senza nessun pericolo per l'estremo difensore della squadra di casa. Siamo al 35esimo minuto, è iniziato il 36esimo, punteggio di 2-0 del Genoa sul Cagliari. Genoa che adesso va a servire immediatamente Gudmundsson, trova facilmente verticalizzazione, poi Torsby che spinge avanti la palla, recupera Augello, il tocco di prima su Sciomuro dove c'è fallo ai danni del giocatore, calcio di punizione per la squadra cagliaritana. 36esimo minuto, qualche metro al di là della linea centrale del campo era stato Vogliacco a fare fallo ai danni del giocatore del Cagliari. Il tocco all'indietro da parte della squadra rossoblù, Obert per Vietesca, pallone che ritorna ad Obert che va a avventurarsi in un dribbling e poi scodella la palla a destra nella zona in cui c'è stoppa Di Pardo, pallone per il controllo di Gaetano che cerca il dialogo con Ristanio, non gli riesce, pallone ancora recuperato dal Cagliari con Di Pardo per Arsidiakos che mette giù il pallone, lo crossa, pallone ribattuto fuori area Gudmundsson, ma ancora Cagliari che chiude, insiste nell'azione d'attacco. Ora una buona fase da parte rossoblù, Obert ancora che porta il pallone, lo affida a De Iola dentro per Sciomuro, la misura del passaggio è sbagliato, il pallone direttamente sul fondo. 37esimo minuto del primo tempo, Genoa 2 Cagliari 0, linea allo studio. E noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Momento in diretta a Suon di Gol per seguire Genoa Cagliari che sta andando in scena oggi a Marassi per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Come detto da Vittorio nell'ultima parte, Cagliari che sta provando un po' di più a farsi vedere in attacco, soprattutto con la personalità di Gaetano e dei suoi interpreti più talentuosi a livello tecnico, ma c'è ancora un po' di ruggine nella quadra anche tra gli altri in attacco. Qualche minuto or sono aveva fatto una bella azione Gaetano, lasciando poi il tacco per l'arrivo di Oristanio che non è riuscito a essere pronto e c'è stata invece la chiusura lampante della difesa del Genoa. Un Cagliari che quindi deve continuare a combattere in questa serata. Intanto l'altra partita di cui vi stiamo raccontando tra Barcellona e Valencia, vi dovevo dire che era ancora sullo 0-0 al 22esimo, ma qualche secondo or sono ha segnato invece il Barcellona che quindi si porta in vantaggio con il gol di Lopez con sull'assist di Rafinha. Questo per quanto riguarda la Liga Spagnola, mentre qualche minuto or sono, Franci, uno scontro brutto con protagonista Ristanio. Oggi sicuramente non è la sua partita, poverino.
Sì, ha preso una botta in testa. Un'altra botta, questa volta in testa, quindi non si sa come sta rimanendo in campo questo ragazzo. Ce lo stanno sballottolando da una parte all'altra. Speriamo si possa vendicare con i gol, si possa vendicare con le azioni importanti, si possa vendicare aiutando la formazione di Ranieri a trovare dei gol importanti che possano portare poi effettivamente a qualche punto in questa trasferta così difficile, come vi abbiamo detto e introdotto. Ma fino a questo momento dobbiamo parlare di un Genoa che ha meritato il vantaggio per quanto riguarda ciò che ha fatto nel corso del primo tempo. Nulla di eclatante o eccezionale, però effettivamente quando ha avuto la possibilità di offendere ha offeso, trovando la via della rete, e quindi grande cinismo da parte della squadra allenata da Gilardino, che come abbiamo detto non ha grandi aspettative dal resto del campionato da qui alla fine, perché i suoi punti importanti in chiave salvezza li ha fatti, ma non vuole comunque sfigurare in una partita casalinga, vista anche la grande spinta del pubblico che durante tutto il corso della stagione ha aiutato la squadra del Grifone. Franci? Sì, qua su YouTube Filippo Carta scrive: ma sino ad ora è un Genoa più determinato, più grinta, il Cagliari sembra smarrito. Ed è proprio così, però è anche vero che il Cagliari ha mezza squadra, no? È vero, e non abbiamo i titolari, anche se penso che nel corso del primo tempo qualche mossa Ranieri la dovrà fare per cambiare un po' il canovaccio della partita fino ad ora accumulato, se così vogliamo definirlo. Ci aspettiamo soprattutto dei cambiamenti a livello di centrocampo per dare un po' più di gioco e un po' più di dinamismo per quanto riguarda la linea mediana, visto che comunque nel corso della partita c'è stata parecchia difficoltà soprattutto là, e soprattutto poi quando c'è stato da trovare l'intesa tra esterni e difensori centrali. È un po' questo il tutto il riassunto di questa prima parte di partita giocata dal Cagliari. Un Cagliari che viene diretto quest'oggi dal signor Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, 30ª direzione in assoluto nella massima serie, che ha diretto il Cagliari in 5 occasioni, in cui sono arrivate un pareggio e 4 sconfitte, non proprio il più favorevole degli arbitri che potevamo incontrare. In questa stagione ha già diretto 2 gare con la squadra rossoblù, la sconfitta in trasferta col Frosinone per 3-1 e la sconfitta con la Lazio sempre in trasferta, con la follia di Acidiakos sul gol propiziato da Lazzari. Vi ricorderete l'espulsione di Macumbu per l'azione di Guendouzi, in cui il centrocampista del Cagliari aveva effettuato il fallo chiudendo e quindi andando a fermare una chiara occasione da gol, portando poi la squadra a rimanere 10 per il resto della partita. Questo era un po' una spiacevole rimando alla partita che aveva diretto in precedenza il signor Dionisi per quanto riguarda il Cagliari. Oggi per ora sta portando e sta continuando il suo filotto, ma mai dire mai, Franci. Sì, mai dire mai, però finora sta portando parecchio male, no? Sì, poi ha diretto il Genoa in un solo match nella passata stagione di Serie B contro il Cittadella, ha vinto per 1-0, e all'8ª direzione in Serie A stagionale nelle precedenti 7 ha maturato una media di 4 cartellini gialli a partita, con un rosso diretto e un solo rigore fischiato. A supporto del fischietto appunto dell'Aquila ci saranno gli assistenti Colarossi e Valeriani, il quarto ufficiale Di Marco, al VAR ci sono Marini e aiuto VAR guida. Questa la formazione arbitrale, dopo aver parlato di quelle che giocano la palla, quelle invece che decidono le infrazioni. Era questo un po' il riassunto. Fino a questo momento dobbiamo dire non ci sono stati grandi episodi per cui parlare della terna arbitrale. Questo è un dato a favore, perché poi quando l'arbitro non si nota sta facendo il suo lavoro. Sì, direi di sì. Qua su YouTube Luigi Coletti commenta con Prati: se ci sei batti un colpo. Effettivamente oggi sta facendo parecchia fatica a tenere le redini della difesa, no? È un po', secondo me, l'interrogativo che qualcuno aveva, il motivo che qualcuno anche ha ritrovato nel fatto che il giocatore arrivato in estate non stesse trovando particolare continuità, vista probabilmente dal punto di vista mentale della squadra rossoblù. È un ragazzo giovane che ha la prima esperienza in Serie A, che quindi deve farsi un po' le ossa e riuscire a maturare anche quella maturità mentale che gli consenta di essere un giocatore importante nel massimo campionato italiano, ma
per ora, almeno in questa occasione in particolare, non si sta esprimendo al massimo e potrebbe essere uno dei giocatori indiziati per essere sostituiti nel corso del primo tempo. Vedremo, perché poi in panchina c'è anche Nandez, di cui non abbiamo parlato in precedenza, e potrebbe essere anche lui uno degli interpreti della partita. Un Cagliari che, come raccontato nell'ultimo collegamento di Vittorio, ha avuto un momento un po' più qualitativo in cui si è riusciti a offendere in maniera un po' maggiore il Genoa con qualche trama offensiva calcolata, ma niente di estemporaneo. Poche le occasioni, forse il cross da quella punizione è una delle migliori, quindi non stiamo parlando sicuramente di un primo tempo positivo per quanto riguarda la squadra dei Ranieri, ma c'è ancora tutta la seconda parte da giocare, oltre al recupero che ci sarà in questa prima frazione, che noi andiamo a vivere come sempre attraverso la cronaca di Vittorio Sanna. Intanto vediamo se ci sarà, perché ancora non ho visto l'arbitro indicare il tempo di recupero, forse un solo minuto o forse niente, un solo minuto. E nel frattempo devo dire che l'arbitro si sta distinguendo, invece si è distinto poco fa, forse perché nessuno l'aveva notato, fallo netto su Sciomuro dove non fischiato, nel proseguo dell'azione invece fallo meno netto fatto da Oristano, invece puntualmente fischiato. Attenzione ancora a Sciomuro perché va via, molto bene la guardia di Winter, Sciomuro stava per entrare in area, viene ripreso dall'avversario, recupera adesso dall'altra parte Oristano che conquista un calcio angolo per il Cagliari in questo finale di tempo. Ci sono 30 secondi per batterlo, Oristano che non ne ha più, praticamente si piega su se stesso ogni volta che c'è la possibilità di rifiatare. Angolo nel finale per il Cagliari, grande spunto di Sciomuro dopo che in mezzo a due avversari stava andando via verso la porta avversaria. Attenzione adesso al calcio d'angolo, vediamo se riusciamo a sfruttarlo per accorciare le distanze. Parte il cross, il colpo di testa da parte in questo caso di Deiola, il pallone attraversa tutto lo specchio della porta e nessuno riesce a deviare verso l'interno della porta stessa. Il colpo di testa di Deiola, la spinta addirittura di Vitesca su Azziriaco che ha urlato per subire il fallo, sta chiedendo all'arbitro il fallo gliel'ha fatto Vietesca alle spalle, non l'ha visto neanche lui. È un po' sciocca come azione, perché è stato praticamente Vietesca a spingere Azziriaco nella speranza che Azziriaco arrivasse sul pallone, non ci è arrivato, malgrado la spinta, e siamo allo scoccare del 47esimo, il fischio finale dell'arbitro che manda le squadre a riposo, primo tempo che si chiude col Genoa in vantaggio per 2-0. È un 2-0 che mi pare possa essere detto anche forse eccessivo per quello che ha fatto il Genoa, ma certamente è giusto per quello che non ha fatto il Cagliari. Sì, effettivamente possiamo riassumere così un po' questi primi 45 minuti con una squadra rossoblù che non ha trovato la quadra di questa partita dall'inizio. C'è stato un po' di remissivismo all'inizio, se così vogliamo dire, nei primi minuti. Vito, come ti aspettavi? Infatti si giocava a ritmi molto lenti, poi il Genoa ha provato in qualche occasione a accelerare e quando ha accelerato poi ha trovato la via del gol. Sì, assolutamente così. La cosa che mi meraviglia è un po' il centrocampo del Cagliari, perché d'accordo in attacco ti manca Luvumbo e quindi trovi delle soluzioni, d'accordo in difesa ti mancano Dossena e Mina e trovi delle soluzioni. Non ho capito questo centrocampo senza Nandez, con Prati e Deiola insieme, quasi inedito, con due giocatori che uno dovrebbe fare geometria, l'altro dovrebbe fare l'interdittore, ma chi doveva fare la geometria praticamente non si è mai visto, e insomma il Cagliari è mancato molto al centrocampo, non è riuscito a opporsi su quella linea mediana, e anche i due esterni non hanno spinto come dovevano, con il mancato supporto, devo dire, soprattutto di Gaetano, che anche lui è stato un desaparecido in questa partita, disorientato del tutto, non sapeva da che parte stare. Sì, ci vuole un po' di schiarimento delle idee nel corso di questo primo tempo, e pensi che Ranieri l'ha studiata per pareggiare nel secondo tempo, cioè rimette dentro Sulemana, rimette dentro magari Nandez, rimette dentro Zappa, rimette dentro giocatori già conosciuti, e con questi magari rimette dentro la Padula in copia. Forse ha studiato il modo di far rientrare la Padula per farlo diventare protagonista, un 2-2 con i cambi Nandez, la Padula, Zappa, i giocatori magari anche Macumbu, e il Cagliari ritrova un po' quell'anima che è stata talvolta anche criticata, e con quell'anima magari riesce a pareggiare il match, tanto da riabilitare nel secondo tempo molti giocatori che nel frattempo erano finiti un po' fuori
fuori dalle logiche di questa squadra. E noi ce l'auguriamo, Vitto, ce l'auguriamo assolutamente che possa essere questa la trama dei secondi 45 minuti per quanto riguarda la formazione rossoblu. È un Cagliari che, come abbiamo detto, non ha meritato nel totale, viste le occasioni delle due squadre. Anche, come hai detto bene, gli esterni sono proprio mancati. Se nelle scorse partite abbiamo visto molte sovrapposizioni, Vitto, molti spunti anche di Augello, che è riuscito ad andare spesso al cross, e in questo caso il giocatore a destra, oggi Di Pardo, in questa partita, in questi primi 45 minuti sono completamente mancati le spinte degli esterni. Sì, è mancata la spinta, è mancata la fase difensiva, che è stato veramente imbarazzante, come Di Pardo ha difeso in occasione del secondo gol, come non ha difeso in occasione del secondo gol, perché ha lasciato la squadra del tutto esposta all'attacco dell'avversario. Ha presunto che intervenisse Arsidiakos, si è fermato e non ha seguito né il giocatore che sportava la palla né il giocatore che andava a smarcarsi per il cross, quindi ha fatto 2 danni in una sola mossa. Insomma, non è andato benissimo in questo primo tempo, e devo dire che, ripeto, è anche lui una scelta strana, perché sull'esterno puoi far giocare, abbiamo visto Nandez spesso giocare a difensore, abbiamo visto Zappa, ma soprattutto Nandez potevi far giocare da quella parte, invece ha preferito Di Pardo. Non so se Nandez nel frattempo ha qualche problemino, sta di fatto che comunque sia la sua assenza, il suo dinamismo forse da quella parte avrebbe procurato qualche vantaggio di più in una squadra che è apparsa un po' senza anima, cioè nel senso che non ha avuto dei giocatori in particolare che hanno saputo trasmettere quella garra che serve. Cioè, se ti manca Nandez, se ti mancano giocatori leader come Mina in difesa, se ti manca alla fine stai lì. Li paghi queste assenze, anche sul piano strettamente caratteriale, sul piano emotivo finisci per pagarle. Assolutamente sì, e vedremo se nel corso della seconda metà qualcuno di questi protagonisti, almeno quelli che possono partecipare al match, scenderanno in campo. Ci scrive Dino: dico solo spero nel secondo tempo, perché è giusto così, bisogna andare solo di speranza dopo questa prima frazione. Io vi ricordo che se volete porre le domande anche a Vittorio in questo primo tempo, il numero WhatsApp è il 340 5186 036, o se no c'è la diretta YouTube. Franci, alcuni dei nostri ascoltatori hanno qualche domanda o qualche considerazione? Ma più che domanda, qualche critica. Scrivono: come resuscita i cadaveri ambulanti il Cagliari, nessun'altra squadra. Sei d'accordo, Vitto? È una dote che questa, cioè c'era un tizio molti anni fa, circa 2024, che andava in giro a resuscitare la gente, quindi non è un torto. Ci sta, effettivamente era usanza del passato, è tradizione più che torto. È tradizione, la chiamiamo così. Sì. Perché non giochi Lazzaro con il gelo? Perché Lazzaro alzati cammina, ci sarebbe stato, insomma. Che poi è anche passato a Lazzaros Christodouloulos al gelo, appunto, esatto. Quindi stiamo trovando tutte le connessioni poi in questa partita. Stiamo trovando anche tutte le scuse per non parlare troppo di questo primo tempo del Cagliari, visto che comunque non è stato sicuramente positivo. Ha visto la statistica, effettivamente il Genoa ha 2 tiri in porta, 2 gol, entrambi gol vittima comunque di una poca convinzione. Ti annuncio che sono 3 giocatori del Cagliari che si stanno scaldando. Secondo me se l'è studiata così Ranieri, con il secondo tempo in cui recuperiamo il risultato, e dei 3 mi è parso di riconoscere dalla corsa Nandez. La Padula era certamente l'altro che entrerà, quindi probabilmente il terzo è Zappa, quindi ci abbiamo azzeccato nel tentativo di pareggiare la partita e riabilitare i giocatori che magari ultimamente sono finiti un po' più nell'anonimato. Vedremo se sarà così, vedremo se poi saranno confermate queste scelte già nel corso dell'intervallo, se si effettueranno queste sostituzioni. No, si faranno subito, perché stanno scaldando addirittura con la maglia, senza tuta, quindi entreranno sicuramente nel secondo tempo. In 3 immediatamente. Intanto ho rivisto il secondo gol subito e il non intervento di Pardo è da brividi, da avere, infatti in presa diretta. Non so se in difesa manca il Bue o l'Asinello. Effettivamente è così, questo è quello che stiamo considerando un po' oggi, mettiamola così. Vedremo se arriverà il miracolo invece nella seconda metà, perché è questo quello che ci auguriamo.
vediamo con i cambi che Ranieri sta preparando in questo primo tempo, dopo il doppio vantaggio del Genoa maturato grazie alle reti di Torsby e Frendrup, che quindi hanno portato il distacco tra la squadra di casa e gli ospiti, che oggi devono trovare dei punti salvezza fondamentali, e vedremo se potrà essere così nel corso della seconda metà, con le forze fresche, con i giocatori che fino a questo momento non hanno preso parte alla partita, ma che comunque nel corso del torneo in più di un'occasione sono stati determinanti per andare a riacciuffare più di un punteggio, e quindi anche la scaramanzia oggi la dobbiamo tenere, la dobbiamo utilizzare, perché questo primo tempo davvero ci ha lasciato senza parole. Noi ci prendiamo un attimo di pausa per la pubblicità e poi torniamo per analizzare questo primo tempo e parlare anche un po', introdurre il secondo per quanto riguarda Genoa-Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Per avere più fresco in casa tua, scegli un climatizzatore ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Per avere più acqua calda in casa tua, scegli uno scaldacqua ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Scopri di più su energit.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente a suon di gol su Radio Super Sound. Per ora sono di gol del Genoa, ma speriamo che nel corso del secondo tempo possano arrivare anche quelli della squadra isolana, che per ora si trova sotto 2-0 nel punteggio e dovrà cercare di recuperare in un match chiave per ottenere dei punti importanti in chiave salvezza e per non sprecare anche le ottime partite fatte con le grandi nelle precedenti settimane. Ci scrive Riccardo da Bologna: ciao, credo che i giocatori dovrebbero alzare lo sguardo a quei 600 tifosi che sono andati a vederli e meritano di vedere qualcosa di meglio e iniziare a giocare. Sei d'accordo, Vitto? Poi di lunedì ne abbiamo anche parlato precedentemente. Ma intanto si stanno guardando intorno, perché secondo me non si trovano e già non riescono a vedersi tra di loro. Immagina se riescono a vedere il pubblico. Ripeto, io ho rivisto le azioni del primo tempo e è spaventosa la facilità con cui dentro l'area riescono a calciare i giocatori del Genoa. Il gol del 2-0 è veramente incredibile, da quanto è negativa la prova della difesa, per come è stata, per come non si è intesa, per come non si è comportata di insieme. Speriamo bene il secondo tempo, veramente spero che ci sia qualcosa di diverso, perché altrimenti ciò che stiamo prendendo è ciò che meritiamo. Effettivamente, come hai detto anche come hai detto tu in precedenza, ci vuole un po' più di cuore, e queste tre scelte, almeno se effettivamente sono quelli che hai individuato in presa diretta, sono dei giocatori che hanno e portano quella caratteristica, quella passione, anche quella grinta in tutti e tre gli interpreti che scenderanno in campo.
Sì, speriamo che possa essere questa, perché sta passeggiando il Genoa, cioè fin troppo facile vincere così, mi piace vincere facile, perché effettivamente senza dover neanche fare un fallo, senza una munizione, senza doversi sporcare più di tanto, sta vincendo 2-0. Una squadra che sta lottando per la salvezza non può lasciare che i punti scivolino in questo modo, e chi sta in panchina abitualmente ancor meno. Sì, bisogna cercare di rimediare, vedremo se ci riuscirà da subito il Cagliari o se dovrà rincorrere ancora la squadra di casa anche nella seconda metà. Franci, c'è qualcuno che ci scrive com'è l'umore dei nostri tifosi? L'umore è molto pessimo, Andre, come i commenti, perché sono tutti molto arrabbiati, però c'è Glauco Ferri che scrive: senza 6 titolari impossibile fare meglio, veramente male, siamo gli unici che perdono con una squadra che è già in vacanza. Questo è il riassunto di tutti i commenti. Va bene, sì, ma infatti c'è dentro questa frase che è vera, cioè senza 6 titolari, c'è un'altra verità, che i 6 che sono entrati al loro posto non sono all'altezza dei titolari, e quindi con una rosa che in questo momento non sta dimostrando di poter essere scambiabile. Soprattutto in difesa noi stiamo pagando tantissimo l'assenza dei titolari, e questa la dice lunga. A centrocampo abbiamo scelto di non avere i titolari, perché abbiamo scelto altre soluzioni che secondo me non si sposano bene insieme, cioè Prati e Iola secondo me non sono 2 giocatori che ti possono dare dinamismo, e mancando il dinamismo accetti il fare stantio da parte del Genoa, che giocando a questo ritmo si trova nella goduria più totale. Sì, anche perché poi abbiamo visto a un minuto alla fine del primo tempo il Genoa passarsi palla camminando, aspettando quasi che fischiasse l'arbitro, che poi ha dato un minuto in più, ma davvero erano scene che i tifosi di una squadra come il Cagliari che deve salvarsi non vorrebbero mai vedere. Esatto, d'accordo. Ci scrive Luigi con il nostro 340-5186-036, è d'accordo con noi, ci dice sì, la difesa è inguardabile, scommessa persa stavolta Sir Claudio Ranieri, e poi siamo un po' d'accordo soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. In questo caso ripeto, secondo me la scommessa è stata persa nel momento in cui li hai acquistati questi calciatori, cioè Vietesca e Arsidiaco sono arrivati per fare il salto di qualità. Obert è uno dei giovani che è stato messo a far difesa insieme a loro, ma le vere delusioni sono proprio i 2 acquisti, che dovevano essere 2 acquisti che dovevano far sentire il Cagliari di Serie A prima che lo diventasse, e invece vediamo che effettivamente non riescono a stare insieme, addirittura si guardano in cagnesco quando sbagliano per capire di chi è la colpa, e questa non è certo la collaborazione che ci vuole in difesa. Oltretutto poi Acidiacos, che è stato lanciato la Vietesca in quell'occasione di cui hai parlato, perché per arrivare sul pallone sperare di usarlo come, non so, sponda per andare a segnare, catapulta. Esatto, tipo non so, al piattello lo stava prendendo. Quindi siamo pronti per ritornare a immergerci in questo Genoa Cagliari. Vito, ci sentiamo tra pochissimo. A tra poco, ciao. E quindi sarà match da seguire in presa diretta, quello tra appunto Genoa e Cagliari, in questa seconda metà che si appresta a incominciare dopo una prima frazione che non ha parlato sicuramente dolce nei confronti del Cagliari. Non è stata dolce in quello per quanto riguarda il punteggio, ma effettivamente ciò che il Cagliari non ha fatto ha portato a subire 2 gol importanti, anche stavolta più per dei meriti nostri che per meriti degli avversari, perché se nel primo possiamo dire che è stato molto bravo Torsby a prendere il tempo sul difensore, però è anche vero che il cross non sembrava niente di così eccezionale, niente di così difficile da intercettare. Intanto abbiamo confermato i cambi di cui ha parlato Vittorio qualche minuto fa. Fuori Ristagno, Di Pardo, adesso capiamo chi è il centrocampista che lascerà il posto per l'ingresso di Nandez, perché poi entrano la Padula al posto di Ristagno, che quindi andrà a formare la coppia con Shomurodov, e infine è uscito Acidiacos per l'ingresso di Zappa, quindi cambia completamente la formazione del Cagliari, si passa a 4 in difesa, si passa a pensiamo si schiereranno con Zappa terzino di destra, Vietesca e Obert centrali e Augello a sinistra, ma potrebbe anche essere, come visto in precedenza, una difesa a 5 un po' che si ritrae, si ricompatta a seconda delle occasioni, con un Zappa che interpreterà il ruolo di terzo di difesa praticamente come centrale, con la possibilità poi in fase difensiva magari anche di supportare la fascia, che invece sarà presidiata da Nandez, che dovrà correre e sfruttare i suoi polmoni anche quando ci sarà da difendere per andare a intercettare
trovare le soluzioni avversarie. L'altro entrato è la Padula, da cui ci aspettiamo tanto in questa sfida, che per lui può essere davvero un rilancio a livello di morale nelle gerarchie del Cagliari, viste le ottime prestazioni di Shomurodov negli ultimi match, e quindi vedremo un po' come interpreterà la partita il giocatore peruviano. Infatti intanto qualche minuto fa uno scontro in area nell'area del Genoa col Cagliari, che ha tentato subito di andare a offendere la squadra di casa, ma lo scontro poi ha portato a Obert a stare in terra, perché non è riuscito, ha avuto uno scontro, se non sbaglio, con Prati, quindi c'è stato uno scontro ancora una volta tra due giocatori del Cagliari. Nulla da chiedere per quanto riguarda eventuali sanzioni per quanto riguarda appunto la partita. Questa un po' quello che sta succedendo nei primi minuti di questo secondo tempo, con un Cagliari che è partito subito alla ricerca del gol offensivo, con anche qualche lancio lungo, con un po' di più quella grinta che gli si chiedeva, di cui abbiamo parlato in lungo e in largo nel corso della pausa tra primo e secondo tempo. Una grinta che giocatori come Nandez, giocatori come la Padula, ma anche Zappa, che comunque è da tanto che veste la maglia rossoblu ed ha dei sentimenti, crediamo, abbastanza forti per questi colori, visto anche che gli hanno dato tanto a livello di Serie A, a livello di professionismo per quanto riguarda la sua carriera, e conseguentemente a ciò ci aspettiamo una buona prestazione di questi nuovi individui che andranno a interpretare il match. Franci? Sì, un Cagliari che deve sicuramente cambiare marcia e non può che farlo con i nuovi entrati, che sicuramente più carichi e più freschi, perché Oristano non ce la faceva più, idem gli altri due che non stavano rendendo come dovevano, e quindi siamo pronti a vedere cosa ci possono portare questi nuovi arrivati. Sì, la Padula in più, un po' di organizzazione maggiore, qualche interprete più conosciuto per quanto riguarda la fase difensiva, e un po' più di quella grinta che serve sempre. Questa è la ricetta che ha studiato Ranieri per cercare di rimettere in piedi la partita del Cagliari, che però racconta un 2-0 del Genoa, ma il match non è ancora finito. Siamo al primo collegamento del secondo tempo, e allora andiamo a immergerci nella partita con la cronaca di Vittorio Sanna. 47 minuti 45 secondi. C'è un giocatore che ancora non è comparso nella partita ed è ed è Gaetano, che ha sbagliato due palloni anche in avvio di ripresa, uno dietro l'altro, in modo dico anche superficiale. Sembra quasi che il giocatore non ci sia con la testa, con l'attenzione, in una posizione che adesso sta cercando di ritrovarsi in mezzo al campo, ma però l'ha vagato a vuoto. Lui e Prati sono i due giocatori che nel centrocampo sono mancati del tutto. Ora un intervento irregolare con il calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana. Gudmundsson nel frattempo che portava a spasso il pallone, calcio di punizione al 49esimo che verrà battuto in questo caso all'indietro in direzione di Vietesca a sinistra per Obert che va ancora a sinistra su Augello che va in verticale, il tacco di Gaetano, stavolta arriva sul pallone Nandez dall'altra parte, il tocco all'indietro, pallone che ritorna ancora a sinistra, finalmente Gaetano entra nelle dinamiche della squadra, Shomurodov, Gaetano tenta di dare ancora a Shomurodov, non si chiude il fraseggio tra i due, la palla è recuperata in questo caso da De Winter, che poi cerca di rilanciare con l'aiuto da parte di Sabelli. L'ultimo tocco è di Shomurodov, l'ha rimessa con le mani, e quindi per il Genoa, quando il minuto scocca ed è il 49esimo che va via, rimessa con le mani in zona di difesa da parte della squadra genoana, col Cagliari che presidia nella speranza di poter tenere sotto pressione la squadra di casa. Obert, c'era stata una spinta ai danni di un giocatore del Cagliari che è rimasto giù, e Vietesca che porta avanti il pallone, lo tiene, poi lo dà ancora verso sinistra dove c'è il passaggio ancora per Prati per la Padula, non aggancia ancora una volta a Gaetano, un tocco ravvicinato di la Padula e Gaetano anche stavolta svaghito, cioè praticamente distratto, non è riuscito a controllare il pallone che ha perso in un fraseggio stretto dove l'attenzione deve essere massima quando stai attaccando. Ancora Sabelli che porta palla, va in diagonale, aggancia Gudmundsson, il tocco largo per Tosby, ripiegamento efficace di Augello che poi lascia rimbalzare su Tosby e conquista la rimessa al fondo. Scocca quasi il 50° minuto sul punteggio di 2-0 per il Genoa, c'è bisogno di un sussulto, c'è bisogno di un gol per riaprire la partita, per tentare di ritrovare quella grinta che serve anche per riorganizzarsi per bene. Pallone per Prati, vediamo se lui fa qualcosa di utile, palla in avanti, ancora un pallone controllato male, stavolta da parte di Nandez, il fallo da parte di Nandez, il calcio di punizione in favore della compagine genoana, mentre Nandez non si dice d'accordo con la decisione dell'arbitro e forse anche
anche stavolta aveva ragione, visto che Vasquez colpisce il pallone e non viene colpito invece da Nandez. In calcio di punizione in favore del Genoa, 51esimo che sta scorrendo, continua a polemizzare Dionisi con Nandez, è veramente incredibile e anche poco costruttivo il fatto che l'arbitro si soffermi in modo pignolo su questi aspetti. Scusate lo starnuto, ma è allergia a certi comportamenti. Il pallone è ancora in fallo laterale, la rimessa in gioco sarà per il Cagliari nel settore di destra dopo questo batti e ribatti tutt'altro che spettacolare, intervento di Zappa, palla in fallo laterale e calcio di punizione forse per il Cagliari, fischiatosi in questo momento dal dietro di gara. È scoccato il 51esimo, lancio lungo per Sciomuro, anzi per la Padula, che fa da sponda, il pallone non arriva a Sciomuro dove va a lottare dall'altra parte Nandez, la palla è allontanata, lotta anche Prati, pallone finisce fallo laterale, ha rimesso in gioco per il Cagliari. Seguiamo quest'ultima azione prima di dare la linea alla regia, è Zappa che rimette in gioco, vediamo se trova qualcuno a cui scaricare il pallone, guarda avanti e poi serve in direzione di Gaetano che perde anche quest'altra palla. L'ultimo tocco però è genoano, eccolo ancora Gaetano che riceve, tocco per Zappa, pallone che viene infilato col passaggio all'indietro, il colpo di testa di Deiola, forse la posizione regolare di Nandez, ancora batti e rabatti, e ai ribatti non si arriva a nessun costrutto e quindi linea alla regia. Sì, e quindi Cagliari che ci tenta in questo avvio di secondo tempo, come detto bene da Vittorio, in questi 3 minuti ci vuole maggiore precisione, Franci, però l'appiglio almeno a livello mentale sembra quello giusto. Sì, dobbiamo anche dire che è un Cagliari disposto sicuramente meglio del primo tempo, ma come scrive qua Luigi Coletti nella nostra diretta YouTube, la tattica non serve più visto il doppio svantaggio, quindi ora devono agire. Sì, soprattutto per ritrovare il primo dei gol in modo che si possa avere anche un vantaggio mentale nei confronti del Genoa, che invece con una gestione della partita che dobbiamo dire scolastica, quasi accademica, sta riuscendo a imporsi, soprattutto nel corso della fine del primo tempo è riuscita con tranquillità a gestire il possesso del pallone. In alcuni atteggiamenti, come detto bene anche da Vito in precedenza, si sono visti tutti i limiti del Cagliari, soprattutto a livello di come ha affrontato la partita nella prima metà. Qualche minuto or sono è arrivato invece il primo brivido del secondo tempo per quanto riguarda i rossoblù. Ancora Torsby libero in area di rigore, l'abbiamo preso al primo tempo, il gol stavolta era ancora più facile per il centrocampista del Genoa. Fortunatamente la sua battuta non è stata troppo angolata e Scuffè ha compiuto una buona parata sul giocatore avversario che stava cercando di siglare la sua doppietta in questi 90 minuti. Cagliari che si è fatto trovare scoperto nella ripartenza nonostante un grande sacrificio di Shomurodov in chiusura, coadiuvato da Augello, che poi successivamente ha perso palla in maniera un po' goffo, nonostante anche Augello stia svolgendo una buona prova fino a questo momento. È stato forse uno di quelli che non ha sfigurato, non si è visto tanto Franci, ma non ha sfigurato. Esatto, ti stavo proprio per dire, si è visto poco, però forse proprio per questo è stato uno dei pochi che stava lavorando di più. Comunque sì, miracolo di Scuffet che salva la palla e devo dirti Andrea, ho visto adesso allenarsi Petagna e Macumbu, quindi Ranieri vuole forse stravolgere tutta la formazione. Vedremo perché poi effettivamente la coppia Petagna, magari la Padula o in generale anche per qualche altro giocatore, visto che Gaetano lo sta trovando, anche cercare queste 3 punte un po' pesanti. Vedremo come verrà interpretato poi il cambio, ma Petagna che è tornato nella lista dei convocati proprio questa settimana dopo un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per un po'. Franci, è stata dura per lui, speriamo abbia la voglia di rimettersi subito in gioco per portare punti importanti al Cagliari. Sì, parecchio tempo si è assentato, nel frattempo è anche diventato papà, poco più di un mese, quindi adesso dovrebbe avere tutte le forze, tutta la carica per combattere con gli altri in campo. Dai, sappiamo già l'esultanza del gol, quindi esatto. Semplicemente dobbiamo aspettare che entri in campo e lo faccia, speriamo possa farlo presto. Pensiamo il giovane attaccante del Cagliari che comunque per qualche sprazzo di campionato soprattutto è riuscito a dare delle ottime impressioni, ma effettivamente qualche minuto fa intanto si è rinnovato il confronto tra Vasquez e Nandez, che se le stanno dando di santa ragione.
intervento di Vasquez sulla palla, ma poi pestone per non far ripartire e rialzare l'uruguaiano, e l'arbitro fortunatamente stavolta ha fischiato il calcio di punizione. Intanto sono cambiati i risultati nel campo che stiamo seguendo, oltre a quello del Cagliari oggi contro il Genoa. Per quanto riguarda la Liga Spagnola, il Barcellona l'avevamo lasciato in vantaggio al 22esimo con il gol di Lopez, al 27esimo è arrivato il pareggio del Valencia con Duro, mentre al 38esimo rigore per la squadra ospite, quindi la squadra appunto del Pipistrello, e 2-1 di Pepe Lu dagli 11 metri. Non è finita qua, perché poi si va veloci verso la fine del recupero del primo tempo e c'è un'espulsione diretta per il Valencia per fallo di mano di Mamardashvili, che ha portato quindi alla squadra ospite in Catalogna a giocare in 10 il resto del match, e quindi vi informeremo per quanto riguarda l'andamento di questa partita di Liga Spagnola tra due compagini storiche che nel corso degli anni hanno dato vita davvero a battaglie epiche, e anche oggi sembrano non volersi risparmiare in quello che è invece un match del Monday Night di fine campionato per decidere i vari posizionamenti. Cagliari che quindi deve cercare di rialzare la testa. Noi intanto ci prendiamo un attimo di pausa e lasciamo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario Dottor Alberto Massidda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta su Radio Super Sound, stiamo seguendo il match del Cagliari tra Genoa e Cagliari per la 34esima giornata del campionato di Serie A, e qualche minuto or sono è arrivata la prima ammonizione per quanto riguarda il Cagliari. Shomurodov nella lista dei cattivi per un intervento in attacco in cui ha cercato di andare a prendere la palla con il difensore che invece l'ha anticipato. Il piede era un po' alto, ma effettivamente non sembrava esserci il limite, la cattiveria e la pericolosità per dare un cartellino giallo. Magari anche il replay l'abbiamo visto velocemente, ma in presa diretta o comunque nell'unico replay mostrato non sembrava tanto pericoloso. Sei d'accordo, Franci? Sì, anzi sembra quasi che non l'abbia neanche toccato. Andre, secondo me sei tu che non devi più parlare. Sì, non devo dirlo che l'arbitro non si fa notare una volta a tanto. Non devi più parlare. Ma non ne volevamo parlare perché sarebbe bello concentrarsi sempre sulle prestazioni dei nostri, sperando di poterne raccontare di belle, ma effettivamente poi nel corso della partita anche queste scelte sono indicative della conduzione che poi si vuole dare una gara, e fino a questo momento per alcune delle decisioni non ci troviamo per niente d'accordo. Ma un Cagliari che nonostante tutto deve continuare a spingere, deve continuare a combattere contro tutte e tutti, anche contro le decisioni che non gli piacciono, e deve farlo il prima possibile se vuole rimettere in piedi una partita davvero complicata fino a questo momento. Qualche minuto fa tra l'altro altro brivido veramente
lungo tutta la schiena, congelato, perché De Winter è andato a saltare su una punizione data al Genoa, andando a staccare completamente indisturbato con Augello che si era perso. Fortunatamente la sua conclusione è andata di poco a lato con uno Scuffè imbattuto che ha soltanto potuto sperare che la palla si concludesse sul fondo, e fortunatamente è stata così. Un Cagliari che invece ci ha provato qualche minuto dopo con un suggerimento al centro per la Padula, però il cross è stato impattato dall'attaccante peruviano ma con scarsa precisione, quindi palla che è terminata al lato sul primo palo rispetto a dove si trovava il numero 9 del Cagliari, e che avrà ottime possibilità di fare meglio nella parte che rimane di match, perché sappiamo che il Cagliari ora premerà il più possibile sull'acceleratore nel tempo che rimane per rimettere in piedi questa partita, perché qualche minuto or sono è passato il primo quarto d'ora di questo di questa seconda frazione, e quindi il tempo continua sempre di più a stringere e ci aspettiamo magari anche degli altri cambi, Franci. Ma sì, come ti ho detto prima, ho visto allenarsi, riscaldarsi Petagna, e sicuramente io credo che Ranieri qualche cambio lo faccia, perché comunque la squadra ancora non è molto compatto, comunque non è come ci aspettavamo. La Padula lo vedo pronto, secondo me sta semplicemente studiando il suo spazio e potrebbe far paura sicuramente al Genoa. Stiamo aspettando il gol, aspettando il gol di Lapa, che ci vuole per risollevare questo match, e per risollevarli anche dal punto di vista del carattere, visto che l'attaccante peruviano tutto gli si può dire ma non che non lotti in campo, e oggi ci aspettiamo davvero una garra, anche se fino a questo momento ha avuto poche occasioni di mettersi in luce, e deve trovare la quadra con la compagnia che trova nel reparto offensivo, ovvero Shomuro. Fino a questo momento non c'è stato una grande intesa, ma un Cagliari che deve anche affidarsi a questo tipo di giocatori per portare a casa un punteggio importantissimo. È una squadra rossoblù che deve rifare tutto, deve davvero riprendersi, rimettere la testa al centro della partita, ma qualche minuto fa forse c'è uscita, perché è arrivato il 3-0 del Genoa, qualche secondo, anche al giro del lancetto Orsono, il gol di Gudmundsson, che ha sfruttato un'altra indecisione difensiva imbarazzante per riuscire a sfondare nella difesa del Cagliari con davvero una facilità disarmante, trovare la rete facile del 3-0. Qua ha sbagliato Obert, che si è fatto rimbalzare la palla, bravo l'attaccante a toccarla, ma Gudmundsson poi troppo solo al centro dell'area ha concluso per quanto riguarda la terza rete. Davvero uno stop che non va visto in un campionato del genere, in una gara di questo impatto per quanto riguarda l'intera stagione di una società come il Cagliari. Noi siamo pronti per farci raccontare la partita a questo punto, sperando davvero nel triplo miracolo per riuscire a riprenderci dei punti da questo match esterno, e andiamo a farlo come sempre con la cronaca di Vittorio Sanna. Sì, nel frattempo i cambi nel Genoa 3-0, quindi il punteggio, stiamo perdendo col Genoa come se fosse l'Inter, ma invece il Genoa è tutt'altro che l'Inter, sta facendo facile tutto il match, addirittura ora fa entrare in campo anche i giocatori che non hanno mai segnato nella speranza di poterli far segnare, li vediamo entrare in campo. Spence è il primo che prende il posto di Sabelli, poi è entrato Aps per Martin, queste le due sostituzioni in questo momento del Genoa. 3-0 il punteggio, rotondo, sonoro, pesante, meritato da una difesa inguardabile, perché effettivamente la difesa ha mostrato tutte le sue pecche, una difesa che sembra non abbia mai giocato insieme, anche se gli allenamenti teoricamente li fa insieme tutta la squadra. Non si può arrivare ad aprile che tu metti tre giocatori che sembra quasi non neanche si conoscano, e in questo caso fanno dei danni l'uno dietro l'altro. Attenzione a Gaetano che tenta di portarsi avanti, la palla è per Nandez, cerca un varco, tenta di servire ancora Gaetano, non vi riesce, il pallone recuperato dal Genoa, ritorna Nandez a lottare, pallone toccato per ultimo da un giocatore genoano, la rimessa con le mani, eccolo Gaetano, anche stavolta anticipato, partita veramente da 4 per Gaetano finora, speriamo che riesca a portarla a 7 nella restante partita. Eccolo ancora Gaetano, neanche stavolta aggancia il pallone, va a lottare, lo perde, sembra che non stia sulle gambe, cioè praticamente in una gara di pugilato lo avrebbero già interrotto per knockout
tecnico avrebbero gettato la spugna in mezzo al ring, perché non si regge sulle gambe. È incredibile come oggi stia toppando la partita Gaetano, che è sempre stato un grande protagonista della gara. Anche stavolta non riesce a controllare il pallone, addirittura è andato a fare il fallo sul diretto avversario dopo che gli è sfuggita la palla. Tutto questo quando è iniziato il 66esimo minuto. Il Cagliari non dà segni di vita, il Genoa gioca sul velluto e sembra essere una grandissima squadra senza che lo sia, perché ricordo che il Genoa è salito come noi dalla Serie B, non è che abbia costruito chissà che cosa, e quindi stiamo affrontando una compagine come noi, potremmo dire. Attenzione a Shomulo, dopo che tenta di voltarsi viene tenuto nel momento in cui ha cercato la girata, l'arbitro era davanti, non è intervenuto. Ancora Shomulo, dopo che cerca di recuperare la palla, viene allontanata, recuperata fuori dalla metacampo da Zappa, ancora per De Iola a sinistra per Obert, l'autore della gaffe che ha portato al 3-0. Poi pallone ancora per Shomulo, che stavolta si fa anticipare, fraseggio del Genoa che viene fuori con Gudmundsson, chiude ancora De Iola andando in pressing, la palla però recuperata nuovamente dal Genoa con altra palla messa avanti per lo scatto tentato dalla squadra genoana, la spinta da parte di Vietesca, il pallone in fallo laterale ha rimesso in gioco ancora per il Cagliari, già effettuata. Vediamo Obert che dà verso destra, vediamo se c'è almeno un sussulto, una prova d'orgoglio, il tentativo di dire ci siamo anche noi. La palla è portata da Hernandez che la scarica a destra per Zappa al centro ancora per Prati per Vietesca, avanza Vietesca, entra nella metacampo del Genoa, porta il pallone, ancora Vietesca, va a cercare in diagonale Shomulov che punta l'avversario, tenta l'accelerazione, ancora Shomulov tenta di far passare il passaggio, non riesce, ancora Augello che cerca un varco, il cross all'interno, deviazione in calcio d'angolo da parte di Vogliacco, e quindi angolo per il Cagliari al minuto numero 67. Seguiamo quest'angolo prima di dare la linea nuovamente allo studio. Si è portato per la battuta ancora una volta Augello che batterà col sinistro verso l'interno dell'area. Obert viene chiamato ad andare verso il primo palo da Zappa, vediamo quello che succede, parte il cross, il pallone che sfila dall'altra parte, la Padula che lo tocca all'indietro, attenzione a Hernandez, propone il cross all'interno, il colpo di testa tentato da Obert, la sconcata tra lui e Tosby, rimangono entrambi a terra, è la linea che va allo studio. Sì, brutta la sconcata, raccontatela Vittorio, deve essere davvero dolorosa, ma Cagliari che in modo doloroso invece sta portando un 3-0 fino a sta raccogliendo un 3-0 oggi nel campo del Genoa, un gol davvero troppo semplice, anche il terzo con Obert che si fa rimbalzare quel pallone davanti in maniera davvero goffa, è proprio goffo l'aggettivo da usare oggi, e questo rattrista per comunque giocatori professionisti di Serie A, vederli in atteggiamenti goffi è già strano di suo per la velocità a cui corrono. Obert in questo caso davvero un errore, un brutto errore che ha portato poi a quel rimpallo, agile il giocatore genoano a inserirsi in quella situazione, toccare palla per Gudmundsson che si è trovato facile davanti a Scuffè, ha battuto quasi uno shootout, diciamo così, se vogliamo ricordare quel tipo di eliminazione che si usava in qualche torneo internazionale anche per pochissimo tempo. Questo un po' il racconto purtroppo del 3-0 del Genoa in una partita che il Cagliari non ha interpretato come doveva, e ci scrive in maniera corretta il nostro Dino Dall'Odi, perché riassume nuovamente il tutto con sembra che sia il Genoa che ha tanto bisogno di punti per salvarsi e non il contrario. Assolutamente d'accordo con te Dino, ed è proprio la sensazione che poi si evince da ciò che abbiamo visto in campo fino a questo momento, cioè senza dover essere cattivi o meno, senza dover scegliere che commento fare, questa è la sensazione che si è data nel corso della partita. Per quanto riguarda l'interpretazione, l'atteggiamento, la grinta messa in campo dalla squadra dei Ranieri, che non è riuscita effettivamente mai a creare delle occasioni veramente pericolose per la porta difesa da Martinez, Franci. Ma sì, io non vedo neanche tutta questa grinta da parte del Genoa, vedo semplicemente un Cagliari arreso che gli sta facendo fare quello che
che vogliono, quindi sì, sicuramente un lunedì che non ci meritavamo. Andre, qua su YouTube Big Brother scrive: ok gli assenti, ma questa sconfitta in questo momento della stagione può essere gravissima. Speriamo non sia così e dobbiamo incrociare le dita per far sì che dalla prossima settimana i rientranti riescano a ridare anche quella identità che si era vinta nelle ultime uscite contro grandi squadre, quella personalità da squadra che non ha paura di nessuno, che oggi invece è completamente scomparsa e si è sgretolata davanti a un Genoa che non diciamo che sta facendo male giusto per giustificarle, ma effettivamente nelle ultime 7 partite una sola vittoria per quanto riguarda la squadra di Gilardino, e oggi è 3-0 giocando una partita semplice, perché poi anche intorno al 60° minuto li abbiamo visti costruire da dietro con una tranquillità proprio nell'atteggiamento che è sconcertante, ed è anche da queste scene che poi si decidono le partite, perché gli attaccanti poi se non vanno a pressare, se non vanno a disturbare, se non vanno a mettere pepe nella costruzione degli avversari, è molto difficile che questi poi sbaglino, visto che lo fanno tutte le settimane, l'avranno provato davvero in tantissime occasioni. Qualche minuto fa ancora ci ha provato il Cagliari in maniera un po' raffazzonata come sempre, ancora una volta ha sbagliato Gaetano nel controllo, e oggi è davvero irriconoscibile il giocatore arrivato dal Napoli nel corso del mercato di gennaio, che ha fatto tanto bene in questa seconda parte di campionato per il Cagliari, ha portato quell'estro che mancava alla squadra dei Ranieri, quella personalità, quella creatività anche nel vedere e nell'interpretare le partite, ma che oggi è un giocatore completamente incolore, non nel ritmo della partita, non coordinato con gli altri e non sincronizzato con il resto della squadra. Non è sincronizzato invece con il regolamento l'arbitro, che qualche minuto or sono ha dato un altro giallo al Cagliari, ad Augello, per un intervento, è vero, da dietro in scivolata, ma qui sembrava almeno in presa diretta che prendesse in pieno il pallone, così è, e poi effettivamente frana su di lui Spence, addirittura cartellino giallo per il terzino del Cagliari. Davvero delle scelte parecchio discutibili da parte del direttore di gara. Non è stato lui sicuramente a decidere il match, perché questo 3-0 è maturato per giustizia a livello di quello che si è visto in campo, ma queste scelte ci lasciano sempre un po' interdetti per quanto riguarda il metro di giudizio del signor di Brindisi, della sezione di Brindisi, mi sono dimenticato il nome, Federico Dionisi, che oggi arbitra il match. Franci, altro cambio per il Cagliari, un cambio che non farà piacere ai nostri tifosi. No, esce Shomurodov ed entra Azzi. Non farà piacere ai nostri tifosi, però in questo momento credo che può solo che migliorare la situazione, no? Sì, possibile. Shomurodov è uno di quelli che stava esprimendo meglio nel corso della partita, questo è vero, ma probabilmente c'è anche una scelta di preservarlo e non farlo giocare tutti i 90 minuti per averlo al 100% nel prossimo match. Intanto è entrato anche Boninen nel Genoa al posto di Vasquez, e poi c'è un'altra sostituzione che vi diremo a brevissimo, perché abbiamo visto nel momento esatto come si stava evolvendo. È uscito Vasquez e Badel per Boninen e Cittadini, mentre precedentemente erano usciti Martin e Sabelli per Spence e Ups. Queste le scelte per quanto riguarda il Genoa, che ha effettuato 4 cambi, così come il Cagliari, anche se il punteggio è decisamente diverso per quanto maturato nel corso dei minuti che ci sono stati. Niente scelta Petagna, forse pensi anche questa, o magari arriverà più tardi, anche se a questo punto non credo, è una scelta conservativa forse, Franci? Ma io invece credo che arriverà più tardi, perché Ranieri le proverà tutte, ancora qualche minuto, e sicuramente proverà anche a buttarci dentro Petagna. Vedremo, perché poi se sta risparmiando anche i giocatori per le altre partite, magari non metterlo subito. Un giocatore appena tornato da un infortunio abbastanza lungo potrebbe essere favorevole per le sue prestazioni future. No, speriamo sia così, se poi non dovesse essere scelto per entrare in campo in questi minuti che mancano alla conclusione del match, con un Cagliari che, se vuole riaprire la partita, se vuole avere delle speranze di trovare almeno un punto in questa trasferta, deve trovare la via della rete, e ci ha provato qualche minuto or sono. Cross dalla sinistra, tocca De Jong in area ma non riesce a colpire, arriva a tutta velocità Azzi, c'è una deviazione che mi sembra abbastanza evidente, ma l'arbitro non ravvisa il tocco, e quindi successivamente
praticamente viene fischiata una rimessa dal fondo per il Genoa. Questo accadeva qualche minuto or sono, ma il Cagliari che in qualche modo ci sta provando, ma dobbiamo dire che il tempo stringe sempre di più, o si trova adesso o non fa più, Franci. Esatto, cioè ancora quel cambio di marcia lo stiamo aspettando, anche perché troppi errori che hanno fatto male e il Cagliari li ha subiti, diciamo. E non è una buona notizia anche che la difesa abbia fatto così tanta acqua, perché poi 2 su 3 li stavamo quasi recuperando nelle ultime settimane. Cidiacos e Vietes, che il primo ha compiuto forse la prestazione peggiore di questo primo tempo comunque della squadra intera, andando un po' a perdere tutto ciò che aveva conquistato a livello di considerazione nelle settimane passate. Il secondo non ha commesso gravissimi errori, ma comunque non è riuscito a dare, insieme a Obert, che non si vedeva da un po', quella sicurezza difensiva che serviva in una partita del genere, con degli interpreti del genere come Gudmundsson e Retegui, che dal punto di vista tecnico possono dare veramente tanto, e in questa partita sono stati protagonisti, anche se non in maniera eccelsa. Cioè, non stiamo parlando comunque di una grande gara del Genoa, anzi, ma quando è riuscita a spingersi in avanti ha avuto troppa semplicità nell'andare a trovare la via della rete. Ci scrive Luigi: mi sa che è stata una settimana iniziata male e che finirà peggio. Comunque non è finita, come sempre non è finita, Luigi. Come sempre, finché non fischia l'arbitro alla fine del match, noi staremo a guardare, a seguire la formazione del Cagliari, perché anche in precedenza, in questo momento in precedenza ci trovavamo in una situazione analoga, e è capitato riuscire invece a riprendere la partita, e speriamo possa essere anche oggi uno di quegli episodi, anche se per larga parte, per 3/4 del match, la partita è stata veritiera nel consegnarci la squadra che sta in vantaggio, che in questo momento sta conquistando i 3 punti con ben 3 reti di distanza. Questo è un po' il resoconto quando ci apprestiamo a vivere l'ultima parte di questo Genoa Cagliari. Noi come sempre ci prendiamo un attimo di pausa, ma state lì, perché come torniamo andiamo direttamente alla Vittorio Ossanna, tra poco. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante Brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Per avere più fresco in casa tua, scegli un climatizzatore ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Per avere più acqua calda in casa tua, scegli uno scaldacqua ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Scopri di più su energit.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound. Stiamo raccontando la partita del Cagliari in trasferta a Genova, che contro il Genoa sta soccombendo per 3-0 quando manca poco più di 10 minuti al termine. Vedremo se si avrà la forza per cercare di riaprire la partita o se si continuerà con questo canovaccio. Nel dubbio noi andiamo a farcelo raccontare con la cronaca di Vittorio Sanna.
Sì, col Cagliari che sta tentando di attaccare, ma perde palla ancora a centrocampo con Prati, riparte quindi il Genoa, anzi con Obert, la palla recuperata ancora da Tosby, capovolgimento di fronte, il pallone a sinistra per l'avanzare ancora della squadra genoana, attenzione, pallone che viene controllato e crossato all'interno, lungo per tutti, Azzi che allontana, poi Gaetano che non aggancia, ancora il pallone recuperato dal Genoa, fatto girare verso destra dove c'è ancora il passaggio in diagonale, il fraseggio che non riesce neanche al Genoa, che con questi errori meriterebbe di togliergli un gol, ma il Cagliari sta facendo peggio, sta perdendo 3-0 contro una squadra che non sta facendo niente di particolare. Nel frattempo Vogliacco si sdraia per terra, dice che non ne può più, si leva le scarpe, mette il pigiama per andare a casa e in questo caso vuole interrompere la partita adesso, così può dire finché ce l'ho io sono vicino a 3-0, poi sono andato fuori io, abbiamo pareggiato 3-3, vediamo se sarà così. Vogliacco ancora seduto in mezzo al campo, Gilardino che sta a parlare con lui, si è rialzato, si è lanciato la scarpa tranquillamente senza nessun tipo di problema, praticamente si è preso il tempo che serviva senza che l'arbitro abbia detto mezza parola, e nel frattempo il gioco è ripreso, pallone girato dall'altra parte, è dell'Aquila l'arbitro Andri, si chiama Dionisi ma non è di Brindisi, fa rima, ma il Brindisi lo fanno quelli che riescono a trarne vantaggio da arbitraggio di questo tipo. Attenzione ancora a De Iola, ha messo giù dall'intervento del giocatore del Genoa, il giallo per il Genoa non c'è, a quanto pare è stato dimenticato a casa. Attenzione alla punizione battuta da ripetere, è stato servito alla Padula, ma l'arbitro ha visto che la difesa del Genoa non era schierata e quindi non vale. Ha ribattuto Nandez, il pallone verso destra, il tocco all'indietro ancora per il controllo di De Iola, nuovamente per Nandez, limite dell'area, il passaggio ancora a destra dove c'è la possibilità di Zappa per tentare di trovare un varco, da ancora Nandez, il cross all'interno con i pugni il portiere Martinez, il pallone che rimane tra i piedi dei giocatori del Genoa, va Nandez ad attaccarlo, c'è il fallo anche stavolta e l'arbitro interviene per il calcio di punizione in favore della squadra di casa. 81 minuti 25 secondi nel corso della partita, 3-0 il punteggio, 8,5 alla fine, una partita inguardabile da parte del Cagliari, veramente da dimenticare, forse la peggiore in assoluto dell'intero campionato. Pallone che verrà giocato dal Genoa con lo scambio, pallone ancora a sinistra con il pallone che viene giocato con facilità quasi, Martinez lo rende a sinistra e permette così il disimpegno alla squadra genoana, con palla ancora ceduta avanti. La domenica non bisogna concederla ai giocatori del Cagliari perché poi lunedì sono fiacchi, quindi è meglio non cancellare la domenica del calendario. Rilancio verso sinistra dove c'è il pallone che sfila, finisce direttamente in fallo laterale, lo scontro con Augello, mentre sta per entrare in campo Kingston, in questo caso avremo la possibilità di vedere il giovane attaccante nella speranza che possa dare un sussulto a questa squadra. Pallone ancora giocato dal Cagliari nel settore di destra, perso il pallone, riparte il Genoa ancora una volta in modo goffo, perso il pallone, è bravo stavolta a chiudere Vietesca mandando in fallo laterale. 7 minuti e mezzo col pallone ancora giocato dal Genoa a velocità veramente da rallenti, molte volte mi chiedo ma non è che è stata messa a velocità a 70. Ecco ancora che avanza la squadra genoana col pallone portato verso il limite dell'area, si ferma, ritorna all'indietro e ruota verso il centro dove c'è ancora la palla che può girare ancora verso destra, il pallone che poi viene reso all'indietro, insomma non decolla del tutto la partita, anzi fa melina in questo momento il Genoa e quindi noi rendiamo la linea allo studio. Sì, quindi un Cagliari che non si sta esprimendo con la giusta grinta in questa parte finale, che non sta attaccando la squadra di casa che invece gestisce davvero da tanti minuti, perché poi anche a livello di atteggiamento il Genoa è stato molto calmo nel corso della partita nel fare le sue azioni, sbagliando anche parecchio a livello di ripartenza, a livello di costruzione, a livello di tasso tecnico proprio, concedendo anche delle rimesse laterali a volte stupide, se così vogliamo definirle, ma è stato proprio l'assenza dal campo del Cagliari che ha determinato questa partita, ha determinato un risultato così rotondo, perché poi i 3 gol che si sono andati a subire sono 3 gol che pesano dal punto di vista del morale, che fanno male dopo la fiducia ottenuta nel corso delle settimane precedenti, e che quindi dobbiamo incrociare le dita
per far sì che non siano troppo determinanti nel confuto totale del match, della stagione intera, visto che ci sono ancora dei punti salvezza fondamentali da ricercare in queste 4 partite che mancano, visto che questa non è stata affrontata dal Cagliari. L'abbiamo saltata. Il lunedì riposo, ha fatto vela il Cagliari oggi, Franci. Sì, forse era meglio non giocarla di lunedì. Mamma mia, era quello. È questo, esatto. Sì, comunque qua su YouTube concordano con Vittorio, scrivono: Nicola Pipia la partita più brutta, e Luigi Coletti scrive: non ci potevamo salvare oggi e non possiamo nemmeno retrocedere oggi. Quindi... Vero, assolutamente vero, è giusto ragionare così, è giusto che si rimandi il tutto poi effettivamente alle altri match, che si dia l'occasione a questa squadra di dimostrare di meritarsi la Serie A con le unghie e con i denti, ma oggi non è sicuramente una di quelle giornate in cui abbiamo dimostrato che ci stiamo giocando le nostre carte, che meritiamo noi di stare nel massimo campionato. Qualche minuto fa non è riuscito ad andare alla conclusione la Padula su una palla interessante, una sfera che poi è continuata a stare in aria, ribattuta leggermente dalla difesa avversaria. Ci ha provato subito Mutuanda Kingston con la sua conclusione di destro, non era male, ma palla sull'esterno della rete, piccolo brivido per Martinez, che secondo me non se l'aspettava così vicina, Franci. Sì, esatto, non se l'aspettava proprio questo ingresso e poi subito questa azione, però ottimo l'ingresso del giovane Mutuanda, vediamo un po' se riesce a salvarci lui, no? Intanto sì, è entrato Vitigna nel Genoa, come ha detto, per farà giocare tutti quelli, anche quelli che non segnano. Qualche minuto fa ha avuto l'occasione invece di fare il poker. Per quanto riguarda il Grifone, a tu per tu con Obert l'ha saltato, poi ha tirato un tiro che se seguivete la Jalapas ai tempi veniva detto come Cesar Prates, e poi c'erano tutte queste varie scenette in cui i giocatori mandavano il pallone alle stelle. Ecco, ha fatto un Cesar Prates completo, in questo caso Vitigna fortunatamente non appesantendo ancora il punteggio. Ci scrive Luigi: abbiamo equilibri troppo precari, dobbiamo augurarci che da qui alla fine del campionato non manchino gli uomini di chiave. È effettivamente così, proprio per la stessa questione di cui anche hai posto tu stesso a inizio della diretta, in cui hai parlato di vedere scoprire se ci fossero effettivamente 23 titolari. Abbiamo invece scoperto che non è così e che questi equilibri sono davvero minimi e non devono essere toccati in nessuna parte per far sì che continuino anche successivamente nelle prossimi incontri che attendono il Cagliari. Andrea Padova ci scrive: persa e persa male, questa potrebbe essere la svolta del campionato? Mi auguro di no, speriamo di no, Andrea, dobbiamo pensarla in maniera più positiva possibile, perché comunque c'è tanta negatività dopo questa prestazione, ma dobbiamo ricordare che le ultime 3 comunque c'è stata tanta positività, perché si è andata a fare il risultato in campi veramente difficili. È giusto criticare la squadra in questo caso, è giusto essere arrabbiati, perché oggi, come detto da molti, è stata una delle peggiori prestazioni messe in campo dal Cagliari. Dobbiamo continuare a sostenere la squadra nei prossimi match, sperando che si ritrovi quella quadra che era apparsa sicura e forte nelle ultime uscite, ma che invece si è sgretolata davanti a un Genoa abbastanza accademico e senza neanche troppo estro. Vi aggiorniamo invece sulla partita che sta andando in scena per quanto riguarda la Liga, perché c'è un ulteriore cambio nel punteggio per quanto riguarda il secondo tempo. A 5 minuti dall'inizio della seconda frazione ha segnato il 2-2 il Barcellona, la rete di Lewandowski su assist di Gundogan, quindi punteggio che torna in parità. Ricordiamo che al Valencia manca anche un uomo per l'espulsione nel finale del primo tempo, al 49esimo minuto appunto per la prima frazione, per il rosso diretto per il fallo di mano di Mamardashvili, che quindi ha condotto la squadra del Pipistrello a giocare il resto della partita con un uomo in meno. Noi siamo praticamente pronti per andare a vivere l'ultima parte di questo match, manca ancora 2 minuti circa. È un Cagliari che comunque con i nuovi, ora che il Genoa proprio non sta più guardando praticamente la partita, sta provando in qualche modo a costruire qualcosa di interessante, ma c'è poco su cui lavorare fino a questo momento, perché non c'è il punto di vista mentale, non c'è il punto di vista dell'attenzione, non c'è il punto di vista della foga. Sotto 3-0 a pochissimi minuti dalla fine si stanno arrendendo un po' tutti. Un altro errore difensivo davvero obbrobrioso, con uno scatto in avanti, forse stavolta Vietesca si è macchiato dell'errore, forse era ancora una volta Obert che è andato in avanti oltre il centrocampo per mettere in fuorigioco l'attaccante del Genoa, attaccante del Genoa che invece non aveva ancora superato la metà del campo, e quindi ha potuto andare indisturbato
verso la porta del Cagliari. Davvero delle disattenzioni su cui Ranieri dovrà lavorare in maniera importante nel corso della settimana e che non parevano possibili nelle ultime uscite, visti altri interpreti. Questi in qualche uscita magari accompagnati dal giusto supporto sono riusciti a dare anche delle buone prestazioni. Non è oggi il caso, in cui ritrovatisi tre che non hanno partecipato alla maggior parte delle partite tutti insieme contemporaneamente in campo, non sono riusciti a intendersi e quindi a portare delle sicurezze nel reparto arretrato della squadra di mister Claudio Ranieri, che quindi dovrà assolutamente lavorare tantissimo nel corso della settimana per cercare di assorbire questa sconfitta e far sì che già dal prossimo weekend sia solo acqua passata. Andiamo a viverci intanto il finale di questo match con la cronaca di Vittorio Sanna. Cagliari che attacca il pallone all'interno dell'area, anche stavolta il passaggio passa in mezzo a tante gambe che non riescono ad agganciare. Una di queste è anche quella di Lapadula, mi è parso, sull'assist tentato rasoterra all'interno dell'area. Partita veramente da cancellare, 3 soli minuti di recupero per nascondere lo scempio che sta verificando per il Cagliari. Veramente una partita che non ti aspettavi tanta lotta, ti aspettavi tanta determinazione, ti aspettavi la ricerca di un punto almeno per riuscire ad alimentare la classifica, e invece in totale rilassatezza, quasi non ci interessasse la totale salvezza. Abbiamo affrontato il Genoa con il passo di una squadra già salva e le abbiamo permesso, andando a giocare peggio di lei chiaramente, di fare 3 gol. È una cosa che è rarissima per questa squadra, rarissima in tutto il campionato. Fermato Mutuandà, riparte ancora il Genoa, va Mutuandà a cercare nuovamente di recuperare il pallone, cosa che non gli riesce. Genoa che gestisce il possesso di palla con il tocco verso il centro ancora a favore del giocatore numero 5, si tratta di Bruinen, con il pallone ancora reso all'indietro per Martinez che poi calcia avanti alla ricerca di Torsby che sposta l'avversario, riesce a giocare la palla ancora centralmente con il pallone che viene poi portato da Ancheie verso sinistra, ancora il pallone che poi viene spostato dall'altra parte con il Cagliari che non riesce a recuperare, col Genoa che fa girare. Ecco Spence che va al cross a cercare ancora a Torsby, il colpo di testa del ribattore di Zappa, il palleggio ancora a sinistra da parte del Genoa con Zappa che va alla ricerca del pallone. Siamo già al secondo minuto di recupero, pallone ancora per Spence, il cross dall'altra parte, attenzione, il tiro al volo di Vitigna e c'è solamente il portiere che riesce a deviare in calcio d'angolo, Scuffet che evita il 4-0. Anche Vitigna ha rischiato di fare gol. Attenzione all'angolo che il Genoa sta per battere a sinistra del portiere, vediamo chi sta a battere. Cagliari chiaramente alle corde, che non riesce neanche a replicare a questi minuti finali, sta aspettando solamente il fischio finale in modo rassegnato. Ecco ancora un cross da parte del Genoa in mezzo all'area, la rovesciata tentata dentro l'area col pallone che si perde direttamente sul fondo, e in questo caso con possibilità da parte del Cagliari di andare a effettuare la rimessa al fondo. Il Vogliacco, che ha visto che il Cagliari è così scarso che pensava di poter fare la rovesciata della vita, cosa che chiaramente a un difensore come lui non è consentita per legge, e nel frattempo è pronto per il rinvio il portiere del Cagliari Scuffet, pallone che viene calciato al della destra del campo, ancora un colpo di testa, Lapadula, anche lui impalpabile in tutto questo frazione di gioco in cui è stato in campo, ed ecco il fischio finale. Finisce 3-0 senza colpo felire. Il Cagliari, non l'ho visto, il resto ho visto solamente il Genoa che ha fatto 3 gol contro una squadra che probabilmente stava lì per allenare l'11 di Gilardino. Sì, dovevamo dargli qualche sicurezza in più a quanto pare in questa giornata. A Vito sono andato a controllare, il Genoa nel corso del campionato ha fatto 3 gol solo in un'altra occasione, inizio campionato con la Roma, in cui ha vinto 4-1, per il resto mai fatti altri 3 gol in tutta la stagione. Oggi invece sono arrivati contro un Cagliari che doveva presentarsi con ben altro spirito a questa sfida, vista l'importanza e la mancanza di sempre meno giornate alla fine del campionato per quanto riguarda il discorso salvezza. Adesso Vito, la terzultima è l'Udinese, dista solamente 3 lunghezze, bisogna tornare immediatamente a marciare perché questa è una sconfitta che può far male.
Sì, bisogna andare a marciare a Sant'Efisio, perché secondo me è l'unica cosa che possiamo fare per essere sicuri della salvezza, perché anche quando ti sembra che la squadra stia crescendo, ecco all'improvviso la bolla del niente, la bolla di sapone, che ti fa dire: ma qual è la squadra vera? Esiste una squadra vera oppure è una squadra che si mimetizza e compare, scompare? E allora, siccome compare e scompare, non sai se adesso comparirà nuovamente, perché serve che compaia perché il campionato non è finito, perché la salvezza non è raggiunta, ma abbiamo questa dimensione. Quindi tutti dietro Sant'Efisio, da Cagliari fino a Nora, per tentare di trovare una soluzione. Trovare l'ispirazione nella corsa nelle prossime partite. No, bisogna fare un voto, bisogna che ci sia il Fisio a risolverci il problema, perché secondo me questo problema noi non lo risolviamo diversamente. E così come ci ha debellato alla peste, ci ha difeso dagli attacchi francesi, ci ha aiutato nel periodo della mucca pazza e via dicendo, bisogna che ci aiuti anche stavolta. Sì, è proprio così. Prossimo appuntamento che risulta ancora più fondamentale, allora, visto il risultato di oggi, perché il match in casa contro il Lecce è una partita assolutamente da vincere, e conseguentemente a ciò 4 giorni per portare via, anzi no, di più, 6 giorni per spazzare via queste sconfitte. Vito, speriamo di poter parlare di un'altra partita domenica. Speriamo bene, gli applausi per il pubblico, insomma, invece di applaudire potevano dimostrare diversamente il loro apprezzamento. Tra l'altro hanno messo tra i papabili dei migliori in campo Gaetano, non abbiamo capito effettivamente. Sì, ne ho visto nella grafica che è passata precedentemente, 3 del Genoa e Gaetano. E vabbè. Andiamo bene. Quello che si è visto meno, accozzato, probabilmente sì. Vito, ci troviamo direttamente domenica a 12:30 per commentare insieme Cagliari Lecce. Buon pranzo a tutti. In anticipo, per domani. Esatto. Ciao a tutti. Ciao. Ringraziamo anche Francesca per essere stata qui con noi. Franci, oggi purtroppo non abbiamo potuto raccontare gioia, ma solamente tanta delusione. Oggi molto male, ma proseguiremo domani con Master Calcio. Assolutamente, lì dovremmo rimettere insieme i pezzi a mente un po' più fredda, esatto. Cercare di analizzare cosa c'è da migliorare, così no, perché fino ad ora è solamente una cocente delusione in questa nottata per quanto riguarda la 34esima giornata. Io ringrazio Francesca Alberghina per essere stata qui con noi, vi do appuntamento come detto a domenica per le 12:30 per il match tra Cagliari e Lecce. Io sono Andrea San e vi lascio con la programmazione di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Per avere più fresco in casa tua, scegli un climatizzatore ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Per avere più acqua calda in casa tua, scegli uno scaldacqua ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Scopri di più su energit.it. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert.
Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Eccoci qui prontissimi e puntualissimi, soprattutto iniziamo la settimana con Weekend Dance, il programma protetto dalla Divina Provvidenza. Ogni giorno 2 ore insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Un abbraccio a chi ci ascolta sempre, una pacca sulla spalla e un benvenuto a chi non ci ha mai ascoltato. Rimanete qui e non vi deluderemo, questa è la promessa. Sembravo Roberto Carlino, il primo Gianna Nannini, bello impossibile. La versione remix è di Scar e Manfree. Weekend Dance. Con
Ho gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Bello, 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 bello. Gianna Nannini con È bello impossibile, il remix egregio è quello di Scar insieme a Manfrey. Si apre ufficialmente un'altra settimana insieme di Weekend Dance. Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ha detto che Bello impossibile è dedicata a lui perché insomma si sente, oggi se la tira, non so perché, è arrivato in radio tutto che si pavoneggia. Ma cosa ti è successo, Jean-Luc, del weekend? Hai trovato finalmente una fidanzata che non sia la bottiglia di Jack Daniels? Cioè adesso ci mancherebbe che fa lo spogliarello. Sapete che dovremmo organizzarne uno spogliarello per le ascoltatrici. Quello che immagini alla radio si può fare solo con la musica, no? Perché chiaramente non si vede. Come faresti, Gianluca? Ce l'hai una canzone da spogliarello? Metti quella della Coca-Cola Light. Ah, quella. Adesso scusate, è vero, è una cazzata, però se voi vi immaginate Jean-Luc Duval pelato che si spoglia in questo momento pieno di peli col petto villoso, abbiamo le fan del petto villoso, che è una speciale categoria di donne a cui piace il pelo, di solito il contrario. Comunque è apparso il bollino rosso sulla radio. Oggi ci andava di cominciare così, scherzosi, dai che è lunedì, che è già pesante così. Direi di mettere un bellissimo mashup, uno dei più belli del momento. L'ha fatto Miki, che è un mio caro amico con il quale ho anche collaborato in diversi mashup. C'è Annalisa con Sinceramente, insieme a Jack Jones, Never Be Lonely. Solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. E forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincero, quella più poetica. Mi sento scossa, ma quanto male fa. Come morire ma non capita. Sinceramente quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno. Mi piace quando piango, anche se poi cadesse il mondo, non mi sogno di morire di sete. Sto tremando, sto lasciando bicchieri di uno indietro, e tu non sei leggero, sinceramente. Sigarette su velluto blu, mi lasci sprofondare prima e dopo su. Appena mi riprendo ti lascio un messaggio adesso. Sinceramente quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno. Mi piace quando piango, anche se poi cadesse il mondo, non mi sogno di morire di sete. Sto tremando, sto lasciando bicchieri di luna indietro, e tu non sei leggero, sinceramente. Sinceramente. Solo parole dopo il vuoto. Sono bagliori, non è oro. Sinceramente quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno. Sinceramente, no, sinceramente. E non hai mai capito quando mi
Weekend Dance.
scoperto la bollicina su questo disco meraviglioso di Ron Carroll, Lucky Star. La suoniamo quasi tutti i giorni perché è il momento pettinato. Tra l'altro abbiamo qui dello champagne perché la gente me lo chiede sul serio. Dino Brown, ma davvero bevete durante la messa in onda? No, chiaramente non beviamo, almeno il lunedì. Di solito il giovedì, il venerdì magari una bollicina ce la facciamo. Però qui in radio c'è il frigo bar dove teniamo proprio le nostre bottiglie di vino bianco, le bollicine, quindi è tutto vero. Prima c'era Annalisa con Sinceramente insieme a Jack Jones. Tra pochissimo torniamo con Gigi Dag. Radio Super Sound. We can dance, baby, don't hurt me no more. We Can Dance. Shadow of the Night, la nuova versione di Another Way, il classico di Gigi Dag. Ci sta l'applauso al Gigi nazionale ci vuole sempre. Another Way, tra l'altro contenuta nell'album L'amour toujours, dove c'erano tutte le canzoni più belle, La Passione, c'era Elisir, Mamma Mia, c'era un secondo CD con le canzoni più tamarre dove c'era Coque Havana, Cuba Libre, adesso Movimento, sto ricordando così, vado a braccio. Nel